tanto, però al via faccio l'appello, però, come al solito. Buonasera e benvenuti a tutti. Sono le 18:41 e iniziamo il Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario per l'appello. Sì. Prego, segretario. Questa sera abbiamo con noi il segretario Cescon Giampiero, che sostituirà la dottoressa De Vidi, che ha cessato il rapporto di collaborazione con l'ente. Dopo il sindaco sarà più dettagliato. Prego, dottor segretario. Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri. Ci siamo già visti, credo, quasi con tutti, perché appunto all'insediamento vostro c'ero io sempre come segretario a scavalco e stasera ho l'onore ancora di presiedere questo Consiglio Comunale. Bene, faccio l'appello, d'accordo? Allora, Soligo Francesco. Presente. Borsato Lorenzo. Scotton Lucia. Pizzinato Riccardo. Presente. Carron Marina. Presente. Gagno Riccardo. Presente. Gagliazzo Dario. Presente. Borghetto Lucina. Presente. Novello Francesco. Presente. Bonotto Carla. Presente. Bovo Simonetta. Callegari Alessandra. Assente giustificata, arriva come giorno di ritardo. D'accordo. Panighel Arturo. Presente. Carraro Mario. Presente. Bettiol Vittorino. Presente. Girasole Camilla. Parchi Loriana Emanuela. Ecco. Ok. Nomino gli scrutatori per questa sera, che saranno i seguenti consiglieri: consigliere Gagliazzo, consigliera Girasole e consigliera Scotton. Passo la parola al sindaco. Grazie segretario. Passo la parola al sindaco, prego. Allora, buonasera a tutti. Come già anticipato in conferenza capigruppo, prima di iniziare il Consiglio, l'amministrazione vuole dare un riconoscimento a tre, li chiamo ragazzi perché sono ragazzi, a tre ragazzi che fanno parte anche del rugby Villorba, che il 9 agosto hanno salvato la vita a una neonata. Quindi prego il dottor Pierpaolo Serena, il signor Alvise Valvaresco e Nelson Silva di avvicinarci qui al tavolo per la consegna appunto delle targhe. Bene, allora io ho avuto il piacere di conoscerli e di sentire dalla loro voce la storia che è andata a lieto fine, e grazie a loro perché, come ho detto, hanno salvato veramente una vita umana, e poi però adesso ci racconteranno loro come sono andate le cose, e passo la parola al dottor Serena. Allora, buonasera a tutti, sono il dottor Serena, ormai avrete capito. Allora vi faccio un pochino una sintesi di quello che è successo quel giorno, con i fatti un pochino più salienti. Era appunto il 9 agosto, era verso le 5:30, 6 di sera, Alvise, rugbista e bagnino del litorale di Venezia, a Cortellazzo eravamo. Ho sentito due signore che si avvicinavano per avvisare Alvise che c'era una bambina, una neonata, che era secondo loro appunto in uno stato di salute abbastanza precario, perché la vedevano molto rossa, che piangeva, non avevano capito che fosse ustionata, però avevano capito che qualcosa non andava, sicché quando ho sentito io ho origliato questa conversazione, ho detto al Vise vengo anch'io a vedere. Insomma, Alvise è stato il primo a vederla, ha potuto subito constatare che insomma la situazione era piuttosto grave. Sono intervenuto io e ho visto questa bambina che era in un'ustione di primo grado tendente al secondo grado, quindi quasi a livello da bolle, con un'estensione più o meno che avevo stimato un 50% della superficie corporea. La bambina tra l'altro aveva 15 giorni, quindi era proprio piccolissima, e un'ustione di questo tipo è molto grave, soprattutto in una neonata di
di 15 giorni, perché può portare alla morte per trasudazione di liquidi e di proteine del plasma. Quindi la prima cosa che ho fatto è stata cercare insieme ad Alvise di interagire con questa famiglia in inglese, perché non erano italiani, erano ucraini, da quello che poi ho capito, che avevano anche altri 2 figli, avevano questa bambina, la guardavano, per carità era all'ombra ma era completamente ustionata. Io ho cercato di far capire loro che chiamare subito i soccorsi e quindi ospedalizzare la bambina, perché altrimenti la notte stessa, a mio avviso, sarebbe potuta anche morire. Io credo che loro non abbiano forse ben capito, essendo che magari vengono da un paese in cui il sole non batte forte come da noi, forse hanno sottostimato anche la gravità della situazione. Non lo so se si siano spaventati, hanno rifiutato la chiamata del 118 e la madre ha preso la bambina, ha visto che insomma tutta la spiaggia la guardava, la madre ha preso la bambina ed è scappata via tra la folla. Allora lì abbiamo dovuto agire in maniera molto veloce, perché come immagino possiate anche immaginare, non si può sottrarre un minore al genitore, a meno che non sia in una situazione per esempio di imminente arresto cardiaco. Comunque era, tra virgolette, in una situazione in cui sì, era ustionata, però non sembrava ci fossero segnali che stesse per avere un evento fatale, quindi non potevamo prenderla con la forza. Quindi nel giro di poco, allora Alvise ci siamo divisi i compiti, ecco, abbiamo fatto una specie di team. Alvise ha tenuto fermo il padre lì perché essendo bagnino non poteva, poi nessuno poteva scappare, perché insieme loro due fanno 240 kg, quindi non c'era molta, non c'era via, esatto, non c'era via di fuga, e quindi Alvise ha tenuto fermo il padre. Io con 2 telefoni, tra cui uno, voglio segnalare anche l'intervento provvidenziale di queste signore, di tutti i bagnanti che erano lì, perché sono tutti interessati, preoccupati, tanto che una donna mi ha dato il suo numero per chiamare il 118, il 112, con un telefono il SUEM, con un telefono la polizia. Mi sono fatto avvicinare SUEM, una volante della polizia e un'ambulanza del SUEM, e nel frattempo mi ha dato quest'altro ragazzone qui a inseguire la madre, perché la madre non aveva visto lui, e quindi ho pensato che fosse insomma era la figura adatta. Lui si è fatto più strada di quella che pensava di dover fare, perché era partito a piedi nudi, ha fatto 2 chilometri, 1,5 chilometri sull'asfalto a piedi nudi, rovente, c'erano 36 gradi, finché ha trovato che questa madre si era nascosta in un campeggio, è andata dentro la tenda proprio. Lui si è messo davanti e vedete anche lui, non è che uno può dire aspetta che adesso lo sposto via, basta, ci ha dato la posizione, siamo arrivati con il SUEM e con la polizia, e dopo un pochino di resistenze iniziali e un po' di tentativo di convincimento siamo riusciti a prendere questa bambina e a farla trasportare dapprima all'ospedale di San Donà, su cui sinceramente avevo già qualche dubbio, perché forse era meglio mandarla direttamente a Padova. A San Donà hanno giudicato appunto che, non avendo una rianimazione neonatale, fosse meglio a Padova, e insomma è andata lì, e poi da quello che so per vie indirette ha fatto il suo ricovero, è stata giudicata fuori pericolo, non ha sviluppato, da quello che so, esiti particolari a vita. Quindi insomma secondo me questo è stato forse un esempio anche di una società e di una comunità che non si volta dall'altra parte, che se ne dica a volte che noi insomma che c'è indifferenza. Non è vero che c'è sempre indifferenza anche nei confronti di una famiglia straniera che era qui in vacanza. Tutta la spiaggia si è preoccupata, tutti si sono attivati, in particolare certo noi 3, ma siamo semplicemente secondo me la punta dell'iceberg di quello che è successo in quel giorno. Io ritengo di aver fatto quello che deontologicamente ed eticamente, essendo medico, devo fare, perché c'è una bambina insomma in situazione molto grave. Questi 2 ragazzi hanno fatto veramente tanto, perché poi insomma potevano anche, non dico voltarsi dall'altra parte, ma certo non erano tenuti come me a intervenire con questa profusione di energie, ecco. Quindi complimenti a loro.
Allora in gergo si dice lavoro di squadra, no? Un lavoro di squadra, compreso tutti, anche chi era presente, e il risultato è quello di aver salvato una vita a una neonata. Quindi volete aggiungere qualcosa? Se posso fare un appello per il futuro, invito tutte quante le persone che si trovano in situazioni comunque di pericolo a non voltare le spalle agli altri e basta, semplicemente questo. Non aggiungo altro se non dire che anche un piccolo gesto tante volte può salvare una vita. Quindi... Allora io invito anche il presidente del rugby, perché comunque anche lo sport che loro praticano è un valore molto importante, quello di far squadra, far gruppo. Due parole. Sì, beh, loro hanno già detto tutto, non vi tedio altro. Secondo me si è concretizzato quello che succede in campo, senza nulla togliere a qualsiasi altro sport, però il nostro è uno sport di combattimento e di squadra, dove se un compagno è in difficoltà c'è subito l'altro che o gli sta a fianco o gli sta dietro o gli dice ti proteggo io o avanziamo insieme. Quindi questo è proprio quello che viene insito ai giocatori di rugby e è una cosa che nessuno può negare. L'altra cosa è che se posso permettermi poco come si dice, istituzionale, Pierre, perché è anche lui un compagno ed è anche nella nostra società, non è che si fermi al suo compito, alle sue ore, al suo monte ore o a quello che c'è da fare, si ferma altro, ha sempre il telefono disponibile e anche noi alle volte ci siamo sentiti alle 11 di sera, quindi sì, è vero che lui fa quello che deve fare, ma mi metto per quello che riguarda il Villorba Rugby, pubblicamente posso dire che per il Villorba Rugby fa molto 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 di più di quello che potrebbe fare. Grazie. Io adesso inizio, consegno la targa. Do lettura di quello che c'è scritto. Il Comune di Villorba ringrazia sentitamente, in questo caso il dottor Pierpaolo Serena, per il coraggio, la prontezza e l'umanità dimostrati nell'intervenire per salvare una neonata in pericolo a Jesolo, dando esempio dei più alti valori civici e sportivi. È la frase che è in tutte le targhe con il nome appunto di ognuno di voi. Spengiamo. Bene, proseguiamo. Punto numero 1. Comunicazioni. Prego, consiglieri. Si è prenotato il sindaco, prego.
Sì, allora la mia comunicazione è semplicemente per, come avrete visto anche nell'ordine del giorno, andremo a votare poi la convenzione, il scioglimento della convenzione col Comune di Paese, perché la dottoressa De Vidi ha intrapreso un altro incarico e quindi andiamo a appunto sciogliere la convenzione. Ne approfitto per ringraziarla per il lavoro che ha svolto in questi 2 anni, soprattutto nel nostro Consiglio Comunale, ma in Giunta e non solo, perché poi comunque la collaborazione era molto stretta e io personalmente ho imparato anche tante cose che prima magari non sapevo. Quindi grazie dottoressa, la invito per un saluto e la ringrazio per essere qui questa sera. E se vuol venire... Prego, dottoressa. Sì, venga. Grazie dell'invito da parte del sindaco per essere a questo consiglio, perché devo chiedere scusa al consiglio, nel senso che l'ultimo consiglio di luglio non avevo la certezza di questo nuovo incarico, per cui per rispetto del consiglio stesso volevo salutarvi. Il mio saluto, anche un mio arrivederci, è stato un onore anche per me, un piacere collaborare con voi, per il grande rispetto che ho per il Consiglio Comunale, per l'istituzione comunale, perché ritengo e continuo a ritenere che sia il presidio del territorio. Io ho un incarico in Regione e la mia esperienza, il mio bagaglio che mi nasce dall'esperienza comunale e dall'essere stato segretario dei comuni, confido di portarla anche nell'ente, insomma, sovraordinato di coordinamento, perché secondo me da quello che l'abbiamo visto anche qua ce n'è bisogno. Per cui vi ringrazio ancora, io resto segretario però perché sono in aspettativa, questa qualifica me la tengo con orgoglio e vi auguro buon lavoro e vi ringrazio di tutto ancora, sia alla Giunta che al Consiglio, che ai dipendenti, che qui c'è una rappresentanza con cui ho lavorato davvero bene. Grazie. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie segretario. Buon lavoro Bocca a al te. lupo. Prego. Ne approfitto per ringraziare anche il dottor Cescon che ha accettato lo scavalco per questi 2 mesi, vecchia conoscenza, quindi l'abbiamo già conosciuto anche negli anni precedenti e auguro buon lavoro anche al dottor Cescon. Grazie sindaco. Prego. Passo la parola al segretario. Prego, dottor Cescon. Sì, grazie Presidente e grazie Sindaco anche delle belle parole. Ho una comunicazione tecnica che viene fatta al Consiglio Comunale relativa alle risultanze dei controlli interni. A voi è stata comunicata, credo appunto, l'attività che viene fatta prevista dal regolamento sui controlli interni per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti del Comune. È un'attività che va fatta semestralmente ed è stata già appunto conclusa sia sugli atti amministrativi di carattere così generale, sia anche sui controlli interni sugli atti previsti dalla normativa che disciplina il PNRR, appunto il Piano Nazionale di Residenza. Vi è stata data comunicazione, non sono stati appunto riscontrate irregolarità e pertanto chiudo la mia comunicazione che è prevista appunto dal regolamento. Grazie. Ci sono altre comunicazioni? Prego, consigliera Parchi. Sì, buonasera a tutti. La mia è una richiesta così che mi è stata passata. Mi si chiede se nella zona industriale, in particolare in via Nobel e in via Pacinotti, dove la strada è un po' più dissestata rispetto al resto, è previsto una sistemazione o, visto che sono stati fatti diversi lavori, sicuramente lì c'è stato un passaggio di mezzi più pesanti, per cui insomma c'è stato questo asfalto un po' rovinato. Mi chiedevano se c'era insomma un ordine di lavoro. Grazie.
Grazie. Ho visto che si è prenotato anche il consigliere Panighel, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo chiedere riguardo la sistemazione e l'asfaltatura in particolare delle strade, sempre un po' un tema attinente. Mi hanno chiesto specificamente per il tratto che dall'Aldi va verso Santa Maria del Rovere, che è messo proprio disastroso, è proprio messo male. E è stato preventivato anche quello tra i prossimi e nel caso quando si farà con precisione? Grazie. Grazie consigliere, mi sembra che l'assessore Dussin voglia intervenire, prego. Sì, rispondo a entrambe le domande. Entrambe le strade sono, allora via Pacinotti in maniera particolare, anche via Nobel con un intervento un po' più parziale, e via Fontane nella direzione dall'Aldi punto verso Treviso sono nel piano delle asfaltature che andrà probabilmente in essere appena avremo la disponibilità e facciamo la gara d'appalto, in particolare probabilmente via Fontane già quest'anno, via Pacinotti, e dobbiamo capire perché dopo adesso andiamo avanti un po' con la stagione tra virgolette non proprio quella più ideale, quindi sarà anche in virtù delle temperature e le possibilità di poterlo fare per quello che è la situazione climatica, però entrambe sono in programma e come ribadisco via Fontane è prioritaria su tutto. Voi segnalatecele o segnalatemele che io tra virgolette tutte le settimane faccio un report e tutte le segnalazioni che ho le trasmetto. Chiaramente magari non riusciremo a farle tutte man mano, ma dopo con questi eventi atmosferici se ne creano sempre di nuove. Purtroppo lo sappiamo, abbiamo messo in piedi un piano asfalti importante, ci vorrà il tempo di eseguirlo, ma insomma cerchiamo di soddisfare tutte le necessità. Grazie Assessore. Si è prenotato nel frattempo il consigliere Bettiol, prego. Sì, per segnalare alla fine di via Montello, prima del sovrappasso sulla Pedemontana, da parte della Siepe sulla destra, ci sono 3 segnali coperti. Quello del limite di velocità, sullo spazio praticamente dove c'era l'ingresso alla pesca, al laghetto di pesca precedente, fino alla curva del sovrappasso. Quella proprio viene quasi sulla strada e quindi non si vedono le 3 segnalazioni che ci sono. Grazie consigliere, prego. Solo per capire se ho inteso bene, coperti dalla Siepe o coperti da... Ok, grazie. Scusi consigliere Bettiol, doveva dire altro? Grazie. Se non ci sono altri interventi, io passerei al punto numero 2. Approvazione di verbali di precedenti sedute. Stiamo parlando dei verbali dell'ultimo consiglio, che è avvenuto il 25 agosto 2025, e nello specifico il numero 23, numero 24, numero 25, numero 26, numero 27 e numero 28. Do per letti i verbali e pongo in votazione il punto. Ah sì, prendiamo atto che nel frattempo è arrivata la consigliera Callegari. Prego, votate, consiglieri. (17 presenti, 17 votanti, 14 favorevoli, Bettiol, Bonotto, Borsato, Bovo, Callegari, Carron, Gagno, Gagliazzo, Novello, Panighel, Parchi, Pizzinato, Scotton, Soligo, nessun contrario, 3 astenuti, Borghetto, Carraro, Girasole, che presumo erano assenti la scorsa volta.
L'Assemblea approva. Punto numero 3, riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto del 2000, derivanti da sentenza del TAR del Veneto, la sentenza 64 del 2025 e contestuale applicazione di avanzo di amministrazione 2024. Illustra il punto l'architetto Anzanello, che saluto. Buonasera. Prego. Buonasera. Allora, trattasi sì di un debito fuori bilancio derivante dal fatto che abbiamo perso un ricorso al TAR contro un provvedimento della provincia inerente alla discarica di via Marconi. E siamo stati condannati al pagamento delle spese legali e quindi il debito è relativo solamente alle spese legali da rifondere a Contarina e a SPV SPA. I fondi comunque erano già previsti, come ha detto il Presidente, nel bilancio 24 in quel fondo per queste eventualità. Insomma. La faccenda è relativa a un episodio di inquinamento della prima falda acquifera riscontrato in prossimità dello scavo che la Pedemontana ha eseguito, perché sappiamo che la Pedemontana è passata sul sedime della discarica di via Marconi, asportando una grande parte dei rifiuti ivi presenti. Tutto questo sommovimento di rifiuti e di costruzione della Pedemontana probabilmente ha creato delle infiltrazioni di percolato, di inquinante, e sono emersi appunto un inquinamento piuttosto limitato di alcuni parametri ferro e manganese. E a questo punto la provincia di Treviso ha intimato a 4 figure, quindi Comune, Contarina, Consorzio Priula e una ditta che aveva gestito la discarica 30 anni fa, di provvedere a eseguire tutte le analisi necessarie, redigere un piano di caratterizzazione e eventualmente, se necessario, provvedere alla bonifica. Noi avevamo invece ritenuto che non fosse imputabile a noi questo inquinamento, bensì ai lavori fatti da Pedemontana. Però in questa prima fase il TAR ci ha dato torto e comunque è stato già proposto l'appello al Consiglio di Stato, attualmente pendente, insomma. Grazie architetto. Si è prenotato il consigliere Panigal, prego. Grazie Presidente. No, io volevo qualche chiarimento, non so chi me lo riesce a darmelo, perché in effetti mi sono letto velocemente, anche in verità, la sentenza del TAR. E diciamo che la storia è bella, lei architetto lo sa bene e anche gli altri, penso, è abbastanza complessa, anche i miei colleghi, penso qui, che si saranno documentati. È abbastanza complessa perché tutto nasce da quella che era una vera e propria discarica, che è stata, tra virgolette, scoperta, ma si sapeva già che c'era, nel momento in cui è stata fatta la Pedemontana, come è successo in altri luoghi, e diciamo... adesso la faccio breve, la provincia, per non tediarvi, ma sono cose importanti, ha chiesto, secondo me anche in modo ragionevole, se volete, al Comune, tra l'altro, e agli altri organi che sono stati, come dire, che sono controparte, di provvedere
alla verifica e fare un piano di caratterizzazione. Voi sapete, immagino meglio di me che cosa consista. Io sono andato a vedermi anche l'articolo. Diciamo, il piano di caratterizzazione, leggo velocemente, l'articolo 242 del decreto che riguarda la tutela dei beni ambientali, ci dice che stabilisce, diciamo, le procedure operative e amministrative da attivare in caso di eventi potenzialmente contaminanti, in particolare i responsabili dell'inquinamento. Nel caso specifico siamo stati imputati anche noi, tra virgolette, dico noi nel senso come comune, di effettuare un'indagine preliminare sui parametri di inquinamento e comunicare i risultati, attivare un piano di caratterizzazione se le soglie di contaminazione vengono superate, implementare misure di bonifica o messa in sicurezza se necessario. In caso di eventi contaminanti è obbligatorio comunicare le misure di prevenzione. Ora, noi dovevamo fare questa cosa assieme agli altri. Adesso non so qualche spesa comportasse. Chiaramente se doveva comportare una spesa, cioè voi avete forse anche valutato, no? Se era da bonificare tutta l'area era rilevante. Sicuramente è una spesa secondo me importante, e questo mi preoccupa. Però quello che mi preoccupa anche è che noi con questo, diciamo, con questa azione giudiziaria, perché è stata iniziata con il ricorso al Presidente della Repubblica, voi lo sapete, poi è arrivata al TAR per una serie di motivi che adesso non sto a esplicitare, però voglio dire, comporta effettivamente diciamo delle responsabilità. Adesso protrarre sta cosa se c'è un inquinamento, e mi viene in mente quello che ho fatto un esame proprio dell'acqua poco tempo fa a casa mia, e mi hanno trovato il ferro molto alto, sempre potabile, però allora dico, cioè, voglio dire, voi adesso sapete che facendo un altro ricorso, che comunque secondo me, ma questa è solo una mia personale opinione, ma ho visto anche la relazione dell'avvocato che non è che sia molto, come dire, consolante, la relazione che vi ha mandato. Voglio dire, probabilmente saremo soccombenti anche dopo saremo soccombenti. Adesso andiamo avanti altri 2 anni, mi pare che aveva messo un limite 1 anno, 2 anni, e trasciniamo la cosa. Non è un po', come dire, dilatatoria, nel senso, io confido sulla vostra buona fede, nel senso che, ma voi avete, cioè, innanzitutto volevo capire quanto si spendeva per fare il piano di caratterizzazione, poi effettivamente quanto si spenderà se bisogna fare la bonifica. Insomma, adesso si stanno spendendo dei soldi per legali, e anche non sappiamo quanto spenderemo dopo, per cui fatemi un attimo capire meglio, perché e comunque c'è l'inquinamento che riguarda tutti, e siamo d'accordo, penso, su questo non ci piove, che è una cosa, diciamo, importante. Non è che non sappiamo anche i valori come si stanno discostando adesso, non so chi controlla adesso, però ecco, grazie. Io ringrazio per la sua buona fede che ha in questa amministrazione, però la concentrazione di ferro del suo pozzo molto probabilmente è altra cosa. Prego, architetto. Ma tanto l'ha detto. No, in effetti potevo anche dirvi che il piano di caratterizzazione in realtà è stato fatto, perché comunque Contarina, che stava comunque gestendo, tra virgolette, la discarica in una fase post chiusura, monitorava costantemente anche prima la discarica, e non aveva mai rilevato superamenti, e quindi di inquinanti. E sono stati quindi eseguiti anche nuovi pozzi piezometrici, appunto per fare l'analisi delle acque più distanti dal punto dove è stato trovato l'inquinamento, e questo piano di caratterizzazione nella sostanza è già stato fatto, finito, ed è in corso l'esame di questo piano da parte della provincia in conferenza di servizi. Abbiamo già fatto due sedute. Nella sostanza l'esito è che questo inquinamento c'è, ma è limitato.
a circa 200-300 metri perimetrali rispetto alla discarica, quindi che non ha... Dopodiché si disperde, anzi, la parola giusta non è si disperde, perdonatemi che da questo punto di vista non sono un chimico, ma praticamente ci sono dei processi chimici che annullano l'inquinamento, non so come dirlo, insomma, si chiamano processi di ossidazione che trasformano l'elemento in qualcos'altro che non è più pericoloso o inquinante, insomma, per quanto sono elementi che, cioè non sono elementi di sintesi, ma è ferro e manganese, quindi sono elementi naturali che quindi in effetti non siamo rimasti inerti, ecco, questo volevo dire. Poi Contarina da subito si è offerta di fare lei questo lavoro perché ha il personale, perché ha le competenze e con la riserva ovviamente poi di suddividere il costo in quelli che saranno alla fine individuati come responsabili. Il costo di questa caratterizzazione era di un importo sui 50.000 euro di previsione, insomma, iniziale, poi la provincia ha chiesto ulteriori pozzi, ulteriori analisi, quindi sarà anche lievitato nel frattempo, però comunque quello che tra virgolette potevamo fare l'abbiamo fatto, anche se per tramite di Contarina. Poi è ovvio che in questo momento, avendo proposto un ricorso, non abbiamo titolo per fare un impegno di spesa, ecco, perché sarebbe in contrasto, diciamo, la mano destra non sa quello che fa la sinistra se noi impegniamo una spesa per qualcosa con cui non siamo d'accordo, ecco. Grazie architetto. Se non ci sono altri interventi, prego. Il sistema. Provi. Sì. Basta quello grande? Quello grande? Eccolo. Perfetto. Ok. Prego, consigliere Girasole. Grazie. L'effetto ferie, ormai già sepolte. Grazie per questi chiarimenti. Sì, siccome appunto quando lei appunto ci ha, diciamo, esposto i fatti, ha comunque presentato anche un nesso causale tra appunto i lavori della pedemontana e l'inquinamento della falda, che la sentenza invece smonta, o meglio, diciamo che mette in discussione, no? Quindi mi sono appunto chiesta, perché questo elemento non l'ho compreso, perché vogliamo andare in appello? Cioè, la domanda è proprio puntuale, nel senso, appunto, l'attuale sentenza punto per punto smonta appunto gli argomenti portati dal comune di Villorba per allontanare, diciamo, ecco, l'accusa di responsabilità, facendo riferimento a principi giuridici, ma anche appunto a relazioni tecniche già del 1990. Quindi qual è stata la valutazione di anche possibilità di successo dell'appello, visto che comunque poi, insomma, cioè, premetto che il mio voto sarà positivo, perché comunque ciò che ci viene chiesto di votare oggi non è sulla responsabilità o meno del comune di Villorba, ma è sul riconoscimento della legittimità del debito e sullo stanziamento. È ovvio che questi costi li dobbiamo pagare, quindi stando nel merito della questione il mio voto sarà positivo. Però mi chiedo, siccome comunque appunto speriamo di non doverlo usare quel fondo rischi, no? Perché esporci ulteriormente ad un appello, visto insomma anche insomma, il fatto che da una lettura della sentenza non sembra ci siano grandi chance, appunto anche proprio per tutti i pareri, la giurisprudenza citata, i criteri giurisprudenziali interpretativi portati a supporto della sentenza del TAR. Quindi qual è l'aspettativa che l'appello sarà diverso e su che basi si fonda questa aspettativa? Grazie. Ma io credo che sia dovuto ricorso in appello, perché noi dobbiamo tentare tutte le possibili
possibile i canali per poter comunque essere, come è scritto nella delibera, la corresponsabilità, quindi non siamo solo noi come ente. Quindi credo, segretario mi corregga, che l'ente deve fare tutto il possibile per poter comunque... o no, sbaglio? Prego, segretario. Sì, grazie Presidente. Sì, il nostro ordinamento prevede il secondo grado di giudizio, anche perché molte volte, diciamo, sentenze in cui in primo grado uno è soccombente, magari la stessa, diciamo, in grado d'appello, i giudici poi valutano diversamente la fattispecie. Il Consiglio di Stato, ricordo che tra l'altro valuta non soltanto della legittimità degli atti, ma anche entra anche nel merito in qualche modo. Quindi credo che sia doveroso da parte del Comune, anche sulle valutazioni del difensore legale, proporre ricorso al Consiglio di Stato. Grazie segretario, prego consigliere Bettiol. Sì. Io mi ricordo che quando hanno inaugurato la Pedemontana, qualcuno della ditta a cui è stato appaltato il lavoro aveva detto che vi abbiamo bonificato 45 o 54, adesso non ricordo se era 40, ma mi sembra più 45, discariche che è lungo il percorso. Per cui la nostra, quella in questione, è divisa tra il territorio di Villorba e il territorio di Spresiano. Vorrei capire come fanno a dar per certo che l'inquinamento lo crea la parte di Villorba e non la parte di Spresiano, per quanto riguarda... E poi, perché nelle altre 44, se erano 45, non hanno trovato niente? E visto che dal 2022 era in carico a Contarina da quella data non ha mai riscontrato perdite di percolato. Cioè, tutte queste cose io penso che, secondo me, ci sono motivi per ricorrere in appello. Spero che ce la diano anche per vinta. Il problema è che nel frattempo però stiamo inquinando quella che è la falda acquifera. Quindi state di capire, anche visto che nel territorio negli anni passati siamo stati uno dei comuni assieme a Arcade, Spresiano e via discorrendo, cioè qui nel circondario paese e via discorrendo, Istrana, abbiamo avuto diversi buchi riempiti e nessuno ha controllato a quel tempo. Ci troviamo con l'inquinamento in quelle presenti nel nostro territorio, quella che è in zona industriale. Facciamo i controlli rispetto a un possibile percolato anche lì. Visto che stiamo parlando, chiedo, anche se è fuori tema. Grazie. Ma condivido con quello che ha detto il consigliere Bettiol, la prima parte, nel senso che è giusto fare ricorso perché comunque la Pedemontana abbraccia 2 comuni, non solo quello di Villorba. E infatti è questo quello che noi stiamo cercando di far capire. Poi Contarina ha iniziato, se non sbaglio, prima del 2022 con i piazzometri in quella cava, ma penso che siano 20 anni che ci siano piazzometri. L'inquinamento, come ha detto l'architetto Anzanello prima, si riduce a 200-300 metri dal piazzometro che rivela queste analisi un po' alterate. Quindi la provincia stessa che si sta preoccupando appunto di portare avanti la bonifica e quindi per questo siamo arrivati a questo punto. Per quanto riguarda la zona industriale, lo sappiamo, almeno chi abita, chi vive qua, che c'era una piccola cava, dai. Non c'era solo in zona industriale, che sono passati più di 40 anni, giusto? L'architetto non sa, quindi no. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione... Ah, mi scusi, consigliere, non l'avevo visto. Prego, consigliere Panegai, secondo intervento. Sì, grazie Presidente. Solo per dire che
io ho l'impressione che voi non abbiate proprio letto bene la sentenza. Io, ripeto, me la sono letto velocemente e di questo me ne faccio ammenda. Però guardate che cioè veramente abbiamo grosse probabilità di soccombere. Poi, tra l'altro, il Consiglio di Stato potrebbe anche essere già stato attivato nel momento in cui voi avete fatto, voi, nel senso come organo, il ricorso al Presidente della Repubblica, per cui potrebbe anche essersi già pronunciato. In ogni caso, diciamo, sono molto molto rigidi per quanto riguarda come dire, il bene che si va a tutelare qua. Non credo che io mi auguro di sbagliare, ma non credo che ci daranno ragione, per cui insomma le mie perplessità rimangono. Mi sono confrontato con i miei colleghi, amici qui, e noi per questo, diciamo, ci asteniamo. Non vogliamo dare una netta, come dire, negatività al nostro operato, nel senso di dissociarsi completamente, però le perplessità mi pare di averle già come dire, evidenziate, e per questo ci asteniamo. Grazie. Va bene, visto che noi non abbiamo letto bene la sentenza, visto che voi siete più bravi di noi, prendiamo atto. Io credo che se noi non proviamo tutte le vie, non possiamo, nel caso fossimo condannati a fare la bonifica, non possiamo neanche chiedere i contributi alla Regione Veneto se non abbiamo provato tutte le vie per provare che non è solo la responsabilità, e stiamo parlando di 30 anni fa, di questa discarica. Quindi credo che la via sia, segretario mi corregga, provare tutte le vie possibili e immaginabili. È chiaro che dopo, se la cosa si risolve, bene, se no comunque la dobbiamo risolvere. Noi, la provincia, Contarina, la ditta che doveva fare la bonifica, okay. Astenersi vuol dire... Ok. Il vice sindaco chiede la parola. Prego, assessore Bonan e vice sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Credo che sia nata un po' di confusione, forse non è colpa di nessuno, forse è colpa della novità che ha portato questa cosa. Allora, circa oltre 3 anni fa si continuava a parlare della formazione di queste società elettriche che dovevano autogestirsi. Già allora le assicurazioni, la telefonia mobile e quant'altro faceva un sacco di pubblicità per accanapiare quanti più clienti possibili. Non vedo perché no, un mercato libero è fatto così. In un incontro con il Consorzio Priula, che Contarina, ho sentito parlare di Contarina parecchio, ma Contarina qui non c'entra, perché Contarina è un gestore per il Consorzio Priula. Dunque Contarina, se dovesse, può essere collegato anche a questa avventura. Ma comunque i 49 comuni che gestisce il Consorzio Priula per la gestione dei rifiuti ha fatto una ricerca per capire se era utile mettere assieme una CER. Scusate, allora io ho capito male stando lì dietro. Stiamo parlando della cava pardon. Allora, la cava ha una storia lunga, come lo sapete già. La cava è stata chiusa anni fa. La cava per norma è passata a Contarina. Contarina ha passato i suoi anni di gestione, perché ci sono i 50 anni di gestione. A quel punto lì siamo passati, diciamo che, tornando indietro alla qualità di, chiamiamolo percolato, che usciva dalla ex discarica, non c'erano segnalazioni di problemi. Era sempre all'interno dei margini.
mentre a un certo punto, con la costruzione della pedemontana e la rotatoria che è finita proprio a lambire intorno a quella discarica, tant'è che hanno dovuto asportare un sacco di rifiuti per renderla, diciamo così, operabile, naturalmente un piezometro a sud delle due cave, c'era quella di Spresiano e la nostra, ha segnalato di avere, ossia di non essere all'interno dei limiti consentiti per la gestione di queste cose. E così naturalmente la provincia, che è l'ente gestore di tutto ciò, si è fatta avanti con i cosiddetti responsabili, tra i quali il comune di Villorba, perché una di quelle conferiva il comune di Villorba o chi per esso, perché ci sono stati parecchi gestori. Prima era gestito interamente dal comune di Villorba, poi ci sono stati i gestori, c'è stato Bigaran, c'è stato questo, c'è stato quell'altro. In pratica era una cava aperta a tutti finché è stata saturata, è stata chiusa. Naturalmente adesso che è l'ora di rispondere o corrispondere a quello che potrebbe essere il danno, come al solito tutti tengono il sasso in tasca ed è sempre colpa degli altri. Naturalmente il comune di Villorba, come il comune di Spresiano tra l'altro, che anche il comune di Spresiano da parte sua sta facendo il furbo, perché dice che a loro non c'entrano. Fino a un certo punto. Perché se due cave sono parallele, una a nord e una a sud, quella a nord è di Spresiano, quella a sud è di Villorba, se è vero che la falda acquifera va verso sud, è altrettanto vero che Spresiano non ce la può raccontare. Perché? Come fa a commisurare che la sua cava non inquina e la nostra sì? Purtroppo quello lì si chiama fare i furbi. Non è né il primo, non è né l'ultimo. Tutti ci provano, però siamo a quello. Dunque, noi come Comune di Villorba, con il Consorzio Priula, dobbiamo difenderci, perché Contarina si è dichiarata fuori da questo. Fuori da questo perché Contarina ha passato i 50 anni della gestione che era dovuta. È una questione scritta sulla norma, non l'ha inventata Contarina, non l'ha inventata Priula, c'è. Dunque, adesso Contarina si è difesa dicendo che non è loro responsabilità, il Consorzio Priula con noi e vediamo chi altro, cerchiamo di difenderci perché lì naturalmente per fare la pedemontana hanno fatto dei test sulla solidità del terreno facendo trivellare 30 buchi, 30 diciamo così fori, per capire la solidità del terreno sottostante, e questo è stato fatto. La probabilità è quella che hanno disturbato, è stato disturbato quella coltre che si era venuta a formare nel tempo sotto la cava, e naturalmente o si è alzata un po' anche può essere che ci sia alzata anche la falda, perché le falde non seguono né le piogge né questo né quello. Se vi dico che l'altezza della falda più alta è intorno tra il 10 e il 20 di agosto, dunque voi capite che non ha niente a che vedere né con la neve, né con la pioggia, né con questo, né con quello, è la falda. Comunque è stato scoperto questo problema, si continuerà a monitorare, noi riteniamo che non sia la nostra responsabilità, naturalmente Pedemontana Veneta non ne parliamo, loro dicono che non è affar loro, se non è affar loro sarà affare delle regioni, non ho mica capito. La Pedemontana non è mica nostra. Ma comunque qui si tratta di capire di chi è il vero torto. Il torto è di tutti e di nessuno.
perché le cave non si dovevano mai riempire di rifiuti. È stato fatto quando è stato fatto, in qualche luogo si continua a fare, è una cosa che dà fastidio, però le risposte ci sono solo marginalmente, perché il problema dei rifiuti è molto più grande di quello che si vede. Perché i rifiuti, noi abbiamo qui una differenziata, si può dire quasi spinta al massimo, ma non è detto che tutto ciò che differenziamo sia materiale che viene riusato al 100%, perché non tutto può essere riusato. È un modo efficiente per cercare di fare una cernita e misurare il più possibile il materiale che, ossia la gradualità dell'inquinamento del materiale che esce. Poi purtroppo gira di qua, gira di là, una certa quantità continua ad andare in cava. Non raccontiamoci le bugie, altrimenti ci vuole il termovalorizzatore come c'è in altri posti. Si era tentato una quindicina di anni fa a parlare di avere, dico si era perché io purtroppo ho fatto parte di questo percorso qui da parecchio tempo, si parlava di portare un termovalorizzatore, ma l'area del Trevigiano non avrebbe abbastanza rifiuti per alimentare un termovalorizzatore. Bisogna avere un'area più ampia. Dunque siamo tutti, ci sentiamo tutti responsabili del problema, non abbiamo tante, diciamo così, vie di uscita, perché siamo tutti anche produttori di rifiuti, singolarmente e come comunità. Dunque, scusate se prima avevo capito male guardando l'ordine del giorno, mi rifaceva un'altra cosa che nulla ha a che vedere, ma comunque il problema della cava rimarrà per tempo, o della discarica, perché non è facile da risolvere. Cosa che facciamo? Tiriamo via la pedemontana? Perché poi di questo si tratta. Purtroppo a errore fatto, se qualcuno si ricorda dove era stata programmata la pedemontana, era stata programmata da collegarsi all'autostrada dopo Visnadello. Spresiano ha continuato a fare ricorso che non la voleva, con Spresiano si è messo Arcade e via è finita a Villorba, dove c'è ora. Perché alla fine abbiamo detto di sì? Perché anche la pedemontana doveva essere fatta. Anche quella era una necessità. Dopo la rotatoria lì è caduta come è caduta, noi sapevamo che c'era quella discarica, si dà il caso che quando siamo andati in regione a parlare della pedemontana, ancora con l'allora sindaco Liviana Scatolon, io ho precisato all'ingegner Fasiol, che era uno degli ingegneri della pedemontana, dico: ingegnere, guardi che quella lì non è una cava, è una discarica dismessa. Dice: lei sta scherzando? Dico: guardi che per abitudine non scherzo mai. Sono usciti a vedere e così fu. Dunque era stata programmata e progettata dalla società Bonifiche di Roma, che non aveva mai visto il Veneto. Questa è l'Italia. Scusate se sono uscito dal seminato, ma ormai che c'ero ve l'ho detta tutta. Volevo un attimo assicurarmi che le delibere di giunta che vengono comunque passate ai capigruppo le leggiate, perché comunque noi qui abbiamo una delibera di giunta del 2022 di giugno dove comunque si andava a deliberare il ricorso straordinario a capo dello Stato per questo motivo, quindi non è che non si sa nulla di questa cosa. Ok? Grazie. Noi faremo tutto quello che dobbiamo fare per l'ambiente e questo è certo, però è giusto che ognuno
degli interessati, che quando il Tribunale il Consiglio di Stato darà la propria valutazione, insomma è anche giusto che ci sia, oltre a noi, avete visto anche nella delibera, ci sono altri nomi che dovrebbero, insomma, posso garantirvi che agli incontri in provincia, sia io che il vice sindaco e anche l'architetto Anzanello, ci andiamo quando ci convocano, per comunque ogni 6 mesi c'è una relazione ben dettagliata dalla provincia con tutti i piazzometri e con tutti i valori. Grazie Sindaco. Al di là dell'esito della scelta di votare di ogni consigliere, è da prendere atto della situazione, secondo me, e far sì, da prendere coscienza, perché 40 anni fa la coscienza sui rifiuti c'era, ma non era come adesso, e far sì che queste cose non si ripetino più, e questo è anche nostra responsabilità di divulgare, e anche l'adozione di buone pratiche, in modo che queste discariche non si ripetano più, e se si ripetono che siano comunque gestiti in maniera diversa. Grazie. Comunque l'ente è giusto che si difenda più che può, perché comunque sono sempre soldi dei cittadini che vanno comunque spesi per queste cose. Ho schiacciato un tasto sbagliato. Il punto numero 3, riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 Decreto legislativo 18 agosto del 2000, derivante dalla sentenza del TAR del Veneto numero 64 del 2025, che è contestuale applicazione di avanzi di amministrazione 2024. Pongo in votazione il punto. Prego consiglieri, votate. 17 presenti, 13 favorevoli, Bonotto, Borghetto, Borsato, Bovo, Carron, Gagno, Gagliazzo, Girasole, Novello, Parchi, Pizzinato, Scotton, Soligo, nessun contrario, 4 astenuti, Bettioi, Callegari, Carraro, Panighelli. L'Assemblea approva. Vi chiedo anche di votare l'immediata eseguibilità. (17 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto). L'Assemblea approva anche l'immediata eseguibilità del punto numero 3. Punto numero 4. Approvazione del documento unico di programmazione sezione strategica 2022-2026, sezione operativa 2026-2028. Abbiamo con noi la dottoressa Elvassore, che saluto, buonasera, a cui passo la parola. Sì, buonasera a tutti. Il documento che è in approvazione questa sera riguarda, come diceva il Presidente, le annualità 22-26 per la parte della sezione strategica e 22-28 per la parte strategica e 26-28 per la parte della sezione operativa. La sezione strategica, dovendo ripercorrere le linee di mandato dell'amministrazione, è rimasta e rimane nei vari documenti che vengono approvati e analizzati ogni anno invariata. La parte che cambia è la sezione operativa che è composta da diverse sottosezioni, una parte finanziaria sia dell'entrata
che quindi come risorse finanziarie disponibili, come indebitamento e come tributi e tariffe, sia la parte di spesa e quindi gli impieghi che l'ente quindi intende realizzare e attraverso i quali intende poi conseguire gli obiettivi che si è prefitto. Ci sono poi degli altri allegati che costituiscono comunque sempre parte del DUP, che sono la programmazione triennale dei lavori pubblici, la programmazione triennale dei beni e servizi, di acquisto beni e servizi, il piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali, il programma degli incarichi e l'analisi dei servizi soggetti a tariffa. Nelle varie tabelle che costituiscono questo documento particolarmente corposo sono state aggiornate rispetto al documento dell'anno scorso le tabelle riferite le tabelle generali riferite alle popolazioni, riferite ai redditi, sono state aggiornate con gli ultimi dati disponibili dell'ultima annualità. Per quanto riguarda la parte finanziaria in generale, si è mantenuto l'annualità 26-27, l'attuale bilancio sapete che è composto dal triennio 25-27. Dell'attuale bilancio abbiamo mantenuto le annualità 26 e 27 invariate e abbiamo aggiunto l'annualità 28 in coerenza con quello che era l'attività prevista e tendenzialmente già avviata. Sapete anche che questo è un documento che verrà poi rivisto attraverso la nota di aggiornamento che va approvata entro il 15 di novembre unitamente al bilancio di previsione del prossimo triennio, per cui eventuali suggerimenti o eventuali modifiche potranno essere comunicate ed eventualmente valutate da parte dell'amministrazione se valgono, se inserite oppure no nella nota di aggiornamento. Se poi avete domande. Grazie dottoressa per l'esposizione. Ci sono interventi? Prego, consigliera Girasole. Grazie. Sì, io vorrei appunto cogliere l'occasione per fare alcune domande sulla sezione 1.10 in particolar modo, che appunto riporta anche lo stato di avanzamento dei vari obiettivi prefissati sul 2025 e per le diverse missioni. E prima faccio solo una premessa perché devo dire che quando ho aperto il documento, non so se i colleghi consiglieri abbiano mai visto quelle tabelle che riportano un'analisi appunto della nostra comunità, e c'è proprio il dato sulla popolazione al 1 gennaio 2024 ed è veramente drammatico il fatto che si siano registrati 94 nati a fronte di quasi il doppio di morti, 177 morti, quindi siamo veramente in uno stato in cui la nostra comunità muoiono il doppio di quanto non nascano, il che ancora una volta mi fa sottolineare l'importanza di mettere la testa in modo molto serio e molto strategico su delle politiche che favoriscono la natalità, e non si può non farlo se non partendo dai servizi e dal supporto alle famiglie in questo senso. Comunque, quello che mi sono chiesta leggendo appunto gli aggiornamenti sul 25, date le numerosissime progettualità messe in campo, appunto volevo sapere sulle politiche giovanili. Il DUP fa appunto riferimento all'obiettivo di sostenere l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti di stage e di co-working. Ecco,
ecco, volevo chiedere all'amministrazione se mi spiegava meglio questa progettualità, perché appunto non ne ho informazione. Sul turismo leggevo del patentino dell'ospitalità e volevo anche su questo cogliere l'occasione, insomma, per avere aggiornamenti. Sulla missione 8 edilizia leggevo invece appunto il fatto che è stata commissionata una relazione idraulica finalizzata a richiedere la revisione del piano gestione rischio alluvioni, che è stato particolarmente severo, diciamo, ecco, e quindi volevo chiedere se il Presidente può prenderne nota, che questa relazione, una volta pronta, ci venga relazionata, ci venga appunto presentata, esposta in Consiglio, perché penso sia di estrema rilevanza per tutti noi consiglieri sapere esattamente quali sono gli esiti, e volevo sapere quando lo sarà. Rispetto alla missione 9, appunto leggevo con appunto interesse che è stato avviato il censimento delle aree giochi, dei parchi giochi, per capire le necessità, eccetera, e appunto su questo sì, volevo dare un input, che nel momento in cui si ravvisi la necessità di effettuare dei cambiamenti, delle sostituzioni, si guardi anche a dei modelli di comuni, mi viene in mente per esempio il comune di Auronzo, per citarne uno, ma ce ne sono insomma molti, che hanno un approccio alle aree giochi diverso dal nostro. Il nostro è un po' tradizionale, i giochi sono un po' sempre gli stessi, cioè le altalene, gli scivoli, oggi anche appunto l'architettura delle aree verdi, delle aree giochi è molto evoluta, e ci sono tantissimi parco giochi, insomma, in aree non troppo lontane da noi, che danno delle opportunità esperienziali ai bimbi molto più articolate, pur senza grandi spese. Quindi penso sia utile guardare anche a queste buone pratiche e provare magari, insomma, a immaginare, laddove c'è la necessità di sostituire qualcosa, di non sostituirlo con, come dire, il classico castello, ma appunto magari con appunto questi giochi un po' nuovi che rispondono anche ai bimbi, che insomma ovviamente le nuove generazioni sono diverse da quelle precedenti. Rileggevo del Bike to Work, mi ricordo che ne avevamo parlato, un'iniziativa che secondo me è molto interessante. Volevo sapere se effettivamente c'è stata adesione a questo progetto, cioè nel senso se ha riscontrato interesse o poco. Sì. Il Bike to Work. Okay. Leggevo del progetto Bike to Work, volevo sapere se ha preso piede, ecco, diciamo, oppure insomma se c'è stato riscontro. E infine sulla missione 12, quindi sociale, si registra un incremento nella richiesta di integrazione delle rette per le strutture residenziali per gli anziani, molto comprensibile ovviamente. Ecco, mi chiedevo, rispetto a queste richieste, una popolazione che invecchia sempre di più, bisogno sempre maggiore di appunto gestire anche gli aspetti di cura, quindi ricorso alle strutture. Quindi rispetto a queste richieste, come sta reagendo l'amministrazione? Che valutazioni sta facendo e qual è appunto l'ottica, appunto individuare delle risorse per rispondervi? No, non è possibile, cioè ecco, che tipo di ragionamenti state facendo rispetto a questa richiesta che registra lo stesso DUP, perché evidentemente insomma è un chiaro fenomeno sociale che sarà sempre più elevato evidentemente. Ecco, grazie per chiarirmi questi dubbi. Grazie consigliere, passo la parola al sindaco. Grazie. Non l'avevo appena dato. Prego. Sulle politiche giovanili per avvicinare i giovani al lavoro con il progetto Giovani stiamo facendo delle progettualità con la cooperativa che gestisce il progetto Giovani, quindi quando saranno pronte magari vi daremo un resoconto di quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda, io rispondo per quanto dopo risponderà l'assessore Swin peraltro.
Io non vorrei che tutti quanti ricordassero che noi per il terzo o quarto anno siamo stati premiati come comune attivo. Il comune attivo guarda soprattutto non quello che si fa con i giovani, ma quello che si fa con l'età senile, quindi dai 65 in su, con tutte le azioni che vengono messe in campo per delle persone che non sono diversamente giovani. Quindi questo riconoscimento dà atto anche al Comune che sta mettendo in pratica delle buone pratiche per rendere l'invecchiamento attivo. Okay. Per quanto riguarda le rette, purtroppo siamo un paese che sta invecchiando, e là dove avremo le risorse per aiutare appunto le famiglie che saranno in difficoltà per le rette, noi l'abbiamo sempre fatto e lo faremo. Prego. Poi vi faccio a memoria. I giochi. Ma se ha qualche gioco non tradizionale, lo faccia sapere l'assessore. Io credo che i nostri giovani hanno bisogno di tornare un po' ai giochi, non voglio dire di una volta, ma ai giochi semplici, ai giochi quelli che si toccano con mano, quelli che troppo moderni forse ci riporta un po' fuori della realtà. Poi è una mia convinzione, sa? Perché magari una corsa coi sacchi, o il tiro con la corda, o correre per un parco in mezzo all'erba, magari forse riusciamo a recuperare qualche giovane che poi magari da adolescente fa qualche stupidata. Ma è una mia opinione. Però se ci sono dei giochi nuovi, di nuova generazione, che noi non siamo a conoscenza, passi pure l'informazione all'assessore che farà. La ricognizione che stiamo facendo è in atto, quindi noi abbiamo 18 parchi pubblici, quindi non sono pochi, e quindi dovremo vedere anche, visto che la natalità sta diminuendo, capire anche se tenerli tutti 18 i parchi o adibirli a altro, sempre comunque, non sto dicendo che eliminiamo i parchi, magari tutti questi giochi forse vengono a meno, e inventarci qualcos'altro per far vivere il parco. Non lo so, non le so dire. Intanto noi facciamo manutenzione periodica, sostituiamo quelli che sono da sostituire con giochi che comunque adesso sono nel mercato. Quindi io a Auronzo ho visto dinosauri quest'estate, giusto? E altri tipi di giochi. Quindi la discesa. L'assessore Dussin andrà a farsi un giro a Auronzo. Patentino all'ospitalità. Patentino all'ospitalità, e io mi chiedo, consiglieri, perché non venite quando li presentiamo, queste iniziative? Che magari quando ci sono queste presentazioni siete al corrente. Comunque lascio la parola all'assessore di riparto. Grazie Sindaco, passa la parola all'assessore Dussin che si è prenotato o all'assessore Ass? Prego, assessore. Sì, buonasera a tutti. Sì, come appunto diceva il sindaco, il patentino dell'ospitalità è stato veramente ampiamente pubblicizzato. Si tratta di 4 incontri più uno conclusivo. 4 incontri si sono svolti a febbraio, quello conclusivo a marzo. Tra l'altro è stata veramente una grande opportunità, perché erano degli incontri informativi rivolti non solamente a chi aveva strutture ricettive o a chi aveva un'attività commerciale, ma era totalmente gratuito e aperto a tutti. Io mi ricordo che insomma è stata fatta veramente un'ampia pubblicità, anche in sincronia con Ascom Confcommercio, che è stato partner con noi dell'iniziativa, quindi c'è stata veramente tanta risonanza, anche perché i precedenti patentini dell'ospitalità si erano svolti solamente per quanto riguarda le aree dell'Asolano e del Montello, e in realtà per questa parte del territorio veramente c'è stata Villorba. Abbiamo avuto un'ampia adesione
i temi sono spaziati chiaramente dal turismo, dai trend alla digitalizzazione, alla carta dell'accoglienza, dove abbiamo avuto la professoressa Bisol di Regione Veneto, che veramente ci ha illuminato anche sulle buone pratiche, su come accogliere il turista. E secondo me era estremamente interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma proprio per chi insomma ha anche un po' di apertura mentale, perché veramente, ripeto, ci ha illuminato su tanti aspetti. Abbiamo avuto un'ottima affluenza, abbiamo consegnato, mi sembra, 44 patentini, e per ottenere il patentino era necessario partecipare ad almeno 3 sui 4 eventi iniziali. E quindi sì, anche i media stessi hanno dato molta risonanza, e infatti, come diceva il sindaco, dispiace perché magari è un'opportunità anche per voi che non vi trovate magari mesi dopo a chiedere ma cos'era, e forse insomma se aveste partecipato magari vi sareste resi conto che era un'opportunità interessante, proprio, anche se, ripeto, non siete addetti ai lavori. No, sono amministratori. No, nel senso sì, ma è chiaro, però essendo comunque aperto a tutti, non era una cosa chiusa solamente per chi aveva le attività, per questo. Dopo insomma eventualmente per altre informazioni rimaniamo a disposizione, ecco. Spero di essere stata esaustiva. Grazie Assessore. Molto apprezzato dai nostri imprenditori comunque, perché alcuni di loro hanno dato anche un feedback molto positivo sulle diversificazione delle vendite che magari prima facevano. Con questo patentino hanno capito che forse non devono cambiare qualcosa e hanno avuto un più 40, più 50% delle vendite. Quindi a noi ha gratificato, perché comunque è utile. Poi lo ripeteremo sicuramente, perché è giusto dare la possibilità anche a chi non ha partecipato. Quindi. Grazie Sindaco. Prego Assessore Dussin. Allora, parto dalla domanda sulla ricognizione dell'area zona via Silvello, se non vado errato, di quella che discuteva, no? Zona Fontane limitrofe a Treviso. Lì c'è un'indagine dal punto di vista idrogeologico che va avanti da tempo, dove per un fattore anche in condivisione, diciamo che Treviso solleva o aveva sollevato quel problema che nel lottizzare quell'area diventava meno permeabile la zona e quindi il rischio che Treviso andasse sotto acqua. Sono state fatte parecchie indagini, c'è uno studio che ha avuto l'incarico di avere appunto questi esiti, dove noi abbiamo conseguito tutti i dati che ci chiedono, una cosa che avevamo anche già discusso altre volte, mi sembra, qui in Consiglio, dove praticamente adesso non so se siamo giunti a un dunque, nel senso che la richiesta fatta dallo studio intimava un'analisi con una situazione, tra virgolette, di livello come flusso di acqua, soprattutto, catastrofico. Quindi noi dovevamo dare dei valori in cui si rilevava anche un momento in cui, tra virgolette, era, uso un termine per dare l'idea abbastanza precisa di quello che andavano in cerca, catastrofico. Il problema è che negli ultimi 50 anni o anche più non ce ne sono, e l'evento più gravoso mi sembra che è rilevato negli anni 50, qualcosa del genere. Per cui quella situazione è di stallo, perché lo studio che abbiamo incaricato ha dato tutti quelli che sono i valori, riferendosi a altre regioni o altre situazioni morfologicamente simili alla nostra, dove hanno recepito le informazioni che gli sono state consegnate secondo i livelli massimi valutati o riscontrati negli ultimi 50 anni piuttosto che. Ma lo stallo era derivato dal fatto che loro volevano comunque un valore che avesse il livello catastrofico. Il problema è che o aspettiamo la catastrofe o non sappiamo come dargli questo valore. Cioè, non c'è. Dobbiamo aspettare che si allaghi tutta Fontane
quando sarà il campanile di Fontane quasi al culmine dell'acqua, avremo un valore, così riusciremo a darglielo, così da dopo va avanti sta roba. Cioè, a questi non sappiamo più cosa dire. Prima ho chiesto appunto una referenza all'architetto perché so che stavamo continuando a fornire dati e a espletare questa pratica. Siamo in attesa di risposta dai dati che abbiamo consegnato, secondo lo studio, secondo appunto l'indagine fatta, secondo le analisi e i rilievi fatti. Per quanto riguarda i parchi gioco e i giochi, l'analisi è stata fatta, abbiamo una relazione, stiamo facendo i preventivi secondo la relazione che ci è arrivata per tutto quello che è manutentabile o non manutentabile. Per quanto riguarda i giochi, condivido l'idea del sindaco, a me piace alla moda vecchia, tutto, è un po' di ordine di idee, perché sennò ce ne tanti che fanno confusione con le idee. Secondo me a riferimento tipo la fruizione di tutto quello che faccio un nome ben preciso, l'evento da nonno Andrea, i bambini sono lì che si divertono in maniera incredibile su quei giochi che sono tutti di una volta. Condivido, ad Auronzo ci vado abbastanza spesso, li ho visti, carini, non so se li metterei, alcune volte sì, è qualcosa che ha un'immagine diversa, bella, moderna, ci può stare, però non so se lo prenderei da esempio. Beh, non dimentichiamo che abbiamo iniziato anche a inserire i giochi inclusivi nei parchi, quindi anche quella è una spesa che dobbiamo mettere in conto perché non costano poco. E mi aggancio a quello che ha detto l'assessore Dussini. Noi stiamo attendendo la regione, perché i dati sono andati tutti in regione e lo studio era stato dato come capofila a Treviso, perché erano loro che avevano i problemi principali su quella zona. Quindi stiamo attendendo che la regione ci risponda in base agli ultimi dati che sono stati dati. È chiaro che se come le piogge di questi giorni, di 15 giorni fa, che erano intorno ai 50 mm, per noi 50 mm, abbiamo visto cosa è successo, erano tanti, molto probabilmente aspetteranno altre piogge più abbondanti per capire che risposte darci. Tendiamo la regione. Grazie sindaco, prego consigliera Girasole, secondo intervento. Sì, solo per una veloce reazione. Allora, Auronzo era soltanto un esempio, il punto, riformuliamola così che è più preciso. Indipendente che, cioè, posso che io avevo in mente i giochi alla vecchia, nel senso che sono giochi che i bambini toccano, su cui si arrampicano, su cui si possono fare capriole, quindi non stavo pensando a nulla di digitale, high tech o che ne so, cose estremamente appunto giochi da parco giochi. Però ecco, mettiamola così, la pedagogia è evoluta, non solo i bambini ma anche la pedagogia è evoluta e il parco giochi, proprio perché abbiamo dei bimbi che stanno sempre più in casa a guardare la TV, a fare scrolling col telefonino, acquisiscono una funzione veramente importante, significa stare all'aria aperta, quindi se noi li rendiamo un po' più attrattivi, perché magari appunto ci ispiriamo a quelli che sono anche gli stimoli che ci dà la pedagogia oggi nella costruzione di un'area giochi, quindi senza andare, come dire, abbiamo sempre avuto questi giochi dritti su quella strada, ma magari ci facciamo la domanda, ok, come potrebbe essere il nostro parco più attrattivo ai bisogni educativi, esperienziali dei bimbi d'oggi, stando sull'esperienza concreta, non, ripeto, penso che ne gioverebbe, ecco, probabilmente attirerebbero anche bambini dai comuni limitrofi, si creerebbero delle situazioni virtuose, è una grande ricchezza, i nostri 18 parchi sono una grandissima ricchezza, quindi personalmente spero che non vengano assolutamente svuotati dei giochi, ma anzi, perché purtroppo è proprio l'approccio inverso, cioè se noi vogliamo incrementarla questa natalità, dobbiamo far di tutto per diventare attrattivi per le famiglie con i bambini, non dire vabbè non ci sono e quindi
togliamoli, cioè è proprio la logica inversa quella che ci serve a mio avviso. E tutto qui. Poi solo una nota metodologica, io comprendo che sia una questione di stile, ma se un consigliere vi chiede delle informazioni è perché dimostra interesse. Evidentemente nessuno è uno etrino, voi siete tanti, io sono una, non potrò mai presidiare tutto ciò che l'amministrazione organizza, quindi non vedo il senso di polemizzare sulla presenza o assenza agli eventi, perché non c'è alcuna volontà o di manifestare disinteresse, c'è eventualmente la possibilità o non possibilità. Vi chiedo le cose, quindi gradirei semplicemente una risposta senza necessariamente andare a così, ecco, avere questi atteggiamenti, secondo me, inutili alla fine anche alla conversazione. Grazie. L'invito non era rivolto a lei, era rivolto a tutti, non è solo lei che manca quando ci sono queste presentazioni. Non ne dubito. No, ci sono presentati il consigliere Vittorino, volevo solo risponderle, consigliera, in relazione alla domanda del bike to work. Sì, io sono iscritto e quindi penso anche lei, no, o no? No. Adesso non posso. Vabbè, comunque il distretto a cui fa parte il comune di Villorba, che è un distretto limitrofo dei comuni limitrofi a Treviso praticamente. Adesso ho dei numeri perché avendo l'applicazione me li aggiorna. Comunque i fondi si sono esauriti a fine maggio, i fondi stanziati, vuol dire che c'è stata una buona partecipazione. E questa qua è la seconda volta che era stata istituita. Se i fondi sono finiti, ovviamente vuol dire che partecipazione c'è o i fondi erano pochi. Comunque i fondi, no, in realtà ho partecipato su delega del sindaco in primavera in Piazza Rinaldi a un incontro dell'associazione, dove hanno snocciolato tutti i numeri, gli iscritti, i litri di idrocarburo risparmiato, un po' di numeri per far vedere che l'iniziativa comunque era molto sentita e partecipata. Anch'io, che le dico che sono iscritto, però ogni volta che mi muovo con la bicicletta non è che mi ricordo sempre di attaccare l'applicazione, perché ci sono due modalità: una del bike to work, che ti danno un piccolo incentivo economico, fermo restando che uno poi vada a prenderli, che sono dei buoni di spesa, e poi c'è ogni volta che uno usa la bicicletta fa partire l'applicazione, ma quello non fa parte solo di un accumulare punteggio per mettersi in competizione con altri iscritti, e quello non dà nessuna, fa parentesi, premio, è solo far vedere a che posizione sei, quanto stai usando la bicicletta, e quindi più usi la bicicletta meno si usa la macchina. Comunque i numeri sono questi: su 1719 comuni che hanno più o meno in Italia che hanno partecipato a questa iniziativa, Villorba è al 21° posto, e a Villorba ci sono attualmente 400 iscritti, e io sono 235° posto. Comunque il primo comune è Novellara in provincia di Reggio Emilia, il secondo è Fossalta di Piave, Carmignano e via via Martellago, il quinto, e Villorba al 21°. Però dico, anch'io quest'estate che ho usato tanto la bicicletta, a volte mi dimentico all'inizio appena iscritto, allora avevi l'entusiasmo di vedere in che posizione eri, e poi si crea comunque un po' di competizione con i conoscenti, amici, parenti, eccetera, eccetera. Adesso quest'estate io l'ho usata poche volte, comunque sono iscritto, e comunque i fondi sono stati meglio per il distretto, perché non mi ha dato nessun contributo, però comunque lo scopo dell'iniziativa è quella di sensibilizzare le persone all'uso della bicicletta piuttosto che all'uso dell'auto, e penso che comunque un po' l'abbia fatto, ne stiamo parlando. Certo. Bene, solo questo. Prego, consigliere Bettiol. Sì, era
rivolto all'assessore Dussin. È una curiosità visto il troppo pieno dell'acqua. Cioè l'impianto che c'è nelle vicinanze dove si svolge la festa del Capitel, che poi quello che devia il Giavera, il troppo pieno del Giavera, e quindi riempie il bacino di fronte a via Cavini. Quello lì viene utilizzato per salvaguardare sia Villorba e quindi Fontane e anche Treviso, o non viene più utilizzato? Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Nell'analisi che avevano fatto, diciamo, dalla controparte, non lo avevano considerato. Questo è stato il top del ragionamento, quando comunque noi facevamo presente che insomma era ben difficile che succedesse per quell'area là, che non poteva compromettere, dando comunque tutti i parametri, tutta la gestione dell'area come doveva essere dal punto di vista, diciamo, dello sviluppo. Ma a un certo punto ci siamo posti questo dubbio, perché per come la presentavano effettivamente sembrava drastica in una maniera esagerata, e gli abbiamo chiesto: ma cioè, voi avete parametrato e considerato che c'è anche quest'area? No. Quindi l'hanno rivalutata, ma poi probabilmente per non far capire che avevano sbagliato anche un po' l'analisi, hanno perseguito la loro strada. Quell'area lì, che qualcuno di voi lo sa, non so se tutti, ma io ci abito lì di fianco, diciamo che negli ultimi anni non ha avuto invasi, non è entrata acqua. Da quando è stata costituita, da quando è stata creata, l'ultima volta che è entrata molta acqua dovrebbe essere stato intorno al 2018. Zago? Sì, era... Sì, lì in realtà io ho visto nascere quel capannone o quell'area, perché ripeto ci abito là, e diciamo che il problema non è derivato da quell'invaso, perché quando hanno costruito quel capannone hanno sofferto le pene dell'inferno per poter gettare, e quando hanno fatto, tra virgolette, il lavoro di muri perimetrali, per non aver, probabilmente per una scelta economica, che non aveva fatto un isolamento così perfetto, quando pioveva tanto e lì acqua non entrava, perché avevano sbagliato anche le pendenze del fossato che portava dentro l'acqua, per cui si riempiva il canale che c'è nella zona di Ponzano e andava quasi all'orlo, ma dentro in cava non arrivava quasi niente, quindi il capannone di Zago non era influito da niente. All'interno del capannone c'erano le fontane dalle fessure dei muri, quindi tra virgolette il problema dell'invaso sul capannone non c'entra niente, perché io l'ho visto, ripeto, nascere, ci ho lavorato dentro, ho gestito quel terreno e le ho viste tutte su quell'assetto là. A un certo punto hanno visto e capito che avevano sbagliato i livelli del fosso che portava dentro l'acqua, hanno rifatto il fosso come diciamo livello e hanno lavorato più volte sulla sponda, perché lì non c'è un qualcosa di meccanico, cioè è un qualcosa di meccanico, nel senso che hanno fatto una sponda in cemento più bassa, quando arriva a quel livello tracima. A un certo punto l'hanno tagliata perché l'hanno fatto troppo alta, perché l'acqua non entrava mai, quindi l'hanno tagliata. Dopo si sono resi conto che l'hanno tagliata troppo, quindi hanno fatto una sponda in lamiera per alzare, cioè ne hanno fatte di tutti i colori. Però, ripeto, dal 2018 a oggi, se è entrata veramente poco, niente. Nel 2018 in due situazioni nei mesi maggio-giugno ottobre aveva fatto un bel pieno. Ottobre. È stato l'innalzamento delle falde acquifere, era nel mese autunnale che ha piovuto quasi tutto il mese e poi le falde sono alzate. E dopo quell'evento lì il Genio ha pulito il Giavra anche a monte, quindi ha pulito proprio il fondo del Giavera. Poi sono state portate le modifiche che ha appena detto l'assessore Dussin, quindi la pendenza del canale che porta dentro la cava e appunto la tracimazione. Da quell'anno lì poi non abbiamo più visto e acqua ne ha fatto. Grazie. Si è prenotata la consigliera Callegari, prego. Sì, buonasera, grazie.
E io ho innanzitutto una domanda per quanto riguarda la missione 1 programma 10, cioè quella riguardante le risorse umane. Si tratta appunto, viene fatta la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e in questa ricognizione fondamentalmente si dice che lo stato di attuazione è più o meno in linea con quanto programmato, salvo qualche piccolo ritardo dovuto a cause terze. Si rileva comunque che ci sono degli elementi che ostacolano l'assunzione e in particolare ci si riferisce alle cessazioni per vari motivi di 7 unità nel 2025 e una scarsa partecipazione ai bandi per le assunzioni. Volevo capire a questo riguardo, siccome non lo si capisce dal documento, volevo chiedervi se avete coscienza di quale sia lo stato dell'ente, quali sono i punti di carenza dal punto di vista del personale e in relazione a questo che cosa si è già messo in atto per sopperire alle carenze di personale e quali sono invece questi motivi ostativi che si nominano anche qua dal punto di vista normativo e come eventualmente si pensa di sorpassarli. Questo perché l'ente, lo sappiamo, è un ente che funziona molto bene dal punto di vista operativo, tecnico, ha sempre funzionato molto bene, però ovviamente via via che il personale viene meno, non si può reintegrare e quant'altro, gli uffici vanno in sofferenza e per capire anche noi come rispondere anche ai cittadini che magari a volte si lamentano di lungaggini o di risposte non immediate come invece a volte ci si aspetta e saper difendere l'ente oppure cercare di aiutare dove possibile. Quindi volevo capire un attimo se a fronte della ricognizione che è stata fatta per la costruzione del documento che stiamo andando ad approvare, qual è la situazione e cosa si pensa di attuare per sopperire alle eventuali mancanze, posto che ce ne siano, se ce ne sono. Questa è una prima domanda, grazie. Grazie consigliera. A chi passa? No, risponda pure. Sì. Passo la parola alla dottoressa Vassore, prego. Sì, buonasera. Non la vedo, ma esatto. Allora, diciamo che attualmente stiamo sostituendo le cessazioni sia per pensionamento che per licenziamento da parte del personale e quindi l'ufficio personale è interessato o attraverso procedure di concorso o attraverso procedure di mobilità. Ne abbiamo per esempio fatta una questa mattina, per cui allo stato attuale il personale che cessa viene sostituito. È chiaro che i concorsi vedono sempre meno partecipanti e le graduatorie si esauriscono in pochissimo tempo e quindi c'è un'oggettiva difficoltà nel reclutare le persone. Per esempio noi adesso stiamo cercando una figura in vista delle prossime elezioni regionali. È possibile assumere una persona che sostanzialmente venga a supporto dell'ufficio elettorale per 2 mesi e quotidianamente l'ufficio personale sta mandando mail e cercando appunto e ad oggi non l'abbiamo ancora trovata. Detto questo, sì, diciamo che non è un lavoro semplice, però attualmente le cessazioni vengono ricoperte. Poi ci sono degli uffici, penso all'edilizia privata, non so se poi il sindaco vuole nello specifico intervenire, dove sono anche state sostituite, però evidentemente la mole di lavoro è aumentata e quindi in ogni caso sì,
i tempi di risposta probabilmente non sono quelli di anni fa. Concordo in pieno con quello che ha detto il dirigente. L'ufficio è un po' in difficoltà, lo sappiamo tutti, è l'ufficio urbanistica. Abbiamo ancora tantissimi accessi agli atti, ancora con il bonus 110. Abbiamo il PNRR che sta portando via molte forze, non solo l'urbanistica ma anche l'ufficio tecnico, quindi le sostituzioni vengono fatte, chi arriva è nuovo chiaramente non può produrre come una persona che è qua da 20 anni e che questo rallenta un po' tutto. La settimana scorsa abbiamo avuto 2 sostituzioni, vero Matteo? Due nuove sostituzioni, quindi è chiaro che il lavoro è sempre, aumenta sempre di più, ma soprattutto lo sappiamo benissimo l'ufficio tecnico, l'ufficio urbanistica. Quindi perché anche con i fondi PNRR adesso stiamo portando a termine entro 25-26 tutte le progettualità del PNR devono essere portate a termine e rendicontate, quindi questo porta via veramente tanto tempo. I cittadini potete solo che o indirizzarli all'assessore di reparto o al sindaco e cercheremo di trovare quali sono le problematiche che alla fine sappiamo che è soprattutto edilizia, giusto? Grazie. Prego, consigliere Carraro. Sì, buonasera a tutti. Allora, io ritengo che questo settore, quello dell'urbanistica, sia effettivamente un problema qui a Villorba per la sua collocazione, per la sua capacità industriale, commerciale, eccetera. Ecco, al posto di fare una interpellanza intervengo qui, visto che siamo in tema, ecco, su questo tema qua. Ho visto che è stato assegnato a un dipendente del comune di Breda fuori dall'orario di lavoro una decina di pratiche, diciamo come si chiamano, di schede complesse per portarle a termine. Ecco, allora io faccio presente questa cosa che seguo abbastanza bene. La variante del piano di interventi sono stati aperti, è stato aperto ancora nel 2019 delle richieste. Le richieste sono numerose. Io fino al 2023 c'era una quarantina di richieste. Allora dico, posto che queste cose che ha detto il sindaco le ho lette in molte altre delibere anche in qualche tempo passato, però secondo me dopo 6 anni alcune richieste vanno esaudite. Non sono richieste complesse, ma direi di fare la stessa operazione. Se non c'è quello di Breda, prendiamo un professionista e diciamo 20-25 me le guardi, le buttiamo fuori quest'anno, altre 20-25 il prossimo anno, perlomeno ci avviciniamo a quelli che hanno fatto delle richieste di variazione di 1 anno o 2 anni fa. Ma chi le ha fatti nel 2019, sono passati 6 anni, io credo vada risposto capisco il PNR, tutte queste cose qua, però troviamo un'altra strada. La strada che ho visto nella vostra delibera per queste schede complesse in aiuto, secondo me va ripetuta anche per un'altra, le situazioni del piano degli interventi, perlomeno portarsi al 2022-2023. Io le ho lette queste schede, non sono competente in materia, ma secondo me alcune sono anche semplici. Alcune chiudono una questione per cui se uno deve vendere la casa la vende, se no non la può vendere. Un altro ha fatto richiesta di costruire 20.000 metri cubi su un terreno in mezzo alla campagna, cioè non è complessa sta roba qua, gli dici di no, è morta là. No, non serve tante cose. Per cui sempre difficile dire di no. È sempre difficile dire di no, ma però all'interno di queste schede alcune sono, cioè la gran parte sono cose di minima da quello che ho letto io. Ce ne sono 2 o 3 che sono un po' curiose, uno dice ho 20.000 metri, voglio fare 100 appartamenti.
Ecco, vabbè, insomma, è una sciocchezza abbastanza forte. Per cui direi questo, cioè nei prossimi 2 o 3 mesi trovate questo sistema, diciamo, come lo avete fatto nelle schede complesse, perché dal 2019 sono passati tanti anni. Guardi, consigliere, l'architetto Zanello sta lavorando su questo e le posso garantire che non è facile trovare il privato che si accogli anche le 20 schede o si accogli il lavoro, perché ci sta provando e i professionisti esterni tante volte rinunciano, ma non rinunciano per la complessità, rinunciano perché non hanno neanche loro personale per poter seguire. Ma l'architetto Zanello è qui, magari mi può... Stefano? No. Quindi mi auguro che questa proposta, questa via che abbiamo adottato anche con questo professionista di Breda sia l'inizio per poter dar fuori pratiche, insomma. Anche io devo dire che l'architetto Zanello comunque si fa anche 13 ore in municipio. Sì, ma su questo sono... non solo oggi, anche sembra che non ci sia, ma... No, ma lavora. allora, ecco, che non si pensi che faccia qualche ma voglio critica dire... perché ho toccato Sì, con mano le cose. Ho sentito anche l'assessore Bonan che mi ripete che c'è una burocrazia infinita, però dico, leggendo quella delibera, ho detto è l'unico sistema, perché non perché se no si rischia adesso di passare davanti con tutto il discorso del piano casa, sta roba qua, ma io dico, quelli che hanno 6 anni alle spalle di attesa vanno, cioè, non è che li accontenti, ma perlomeno è un senso di giustizia. Ecco, dico, se si può moltiplicare, cioè bissare questo meccanismo, perché dopo lei ha riaperto di nuovo i termini, mi pare, e adesso siamo a un'altra 20-30 pratiche richieste, però perlomeno si arriva al 2022-2023 e gli altri aspettano, insomma, 2 anni, visto le situazioni, non so. Grazie. Stefano? Passo la parola all'architetto Zanello, grazie. Sì, così a caldo mi pare che comunque accontentare i primi e lasciare indietro i più recenti poi magari potrebbe creare degli scontenti, ma comunque ci possiamo ragionare indubbiamente. L'esperienza dell'aiuto esterno si è appena iniziata, ma comunque sta andando bene. E, sempre così a caldo, dopo ci riflettiamo, non mi sembra forse la più adatta il professionista esterno per una valutazione sui piani degli interventi, perché diciamo, è anche una questione politica, diciamo, insomma, non è solamente tecnica. D'altra parte la valutazione tecnica la fa lo studio incaricato a fare la redazione del piano, non è che poi sì, c'è come voi sapete, insomma, anche una questione di politica e di opportunità su certe scelte. Vero è che mi sono comunque impegnato con l'amministrazione a chiudere quest'anno, insomma, queste richieste in un modo o nell'altro. Diciamo che l'incarico a cui lei fa riferimento serve anche a questo, cioè liberare me da altre cose per concentrarmi su queste. Passo la parola alla consigliera Callegari, prego. Secondo intervento. Sì, grazie. Ok, sì, la mia era proprio una curiosità per capire un attimo come ci si sta muovendo e sicuramente questa è una strada. Sono d'accordo con l'architetto Anzanello che bisogna valutarla bene per quanto riguarda le questioni più prettamente politiche, come ha detto lui stesso. Tornando un attimo sulla totalità del documento che stiamo andando ad analizzare, come ha detto prima anche la responsabile, è un documento che di fatto è la continuazione dei documenti precedenti, viene solo rivista in funzione dello stato di avanzamento, quindi non mi dilungo rispetto a quanto abbiamo già discusso nelle puntate precedenti.
Sicuramente diamo atto che questa amministrazione sta mettendo in atto tantissime iniziative, alcune delle quali ci trovano e ci hanno trovato anche qui in Consiglio Comunale favorevoli, alcune le stiamo valutando, ovviamente non essendo stati i promotori dobbiamo testare sul campo e capirne i feedback anche dalla popolazione prima di esserne favorevoli o contrari. Altre, come sapete, non ci trovano d'accordo, perlomeno in certi casi non ci troviamo molto d'accordo con la scelta metodologica nel costruire le iniziative o nel metterle insieme. Io più volte mi sono espressa in questo modo anche proprio quando ci siamo proposti come alternativa alla vostra compagine. Certe volte riteniamo che una strada e alcune scelte che sono state fatte da questa amministrazione, che magari possono essere anche positive dal punto di vista meramente operativo, talvolta noi le avremo magari calibrate in modo differente per un diverso approccio nei confronti della comunità. Dopo avremo occasione di parlare anche di un'opera pubblica in particolare. Ce ne sono alcune anche che sono rientrate nel PNRR che ci hanno viste favorevoli, altre meno, come da voti precedenti. Quindi questo solo per motivare il voto che, come sapete, sarà contrario a questo documento, ovviamente non su tutte le iniziative, ma valutiamo il documento nel suo complesso. È tutto qua. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 4 di questa sera. Approvazione del documento unico di programmazione sezione strategica 2022-2026, sezione operativa 2026-2028. Pongo in votazione il punto. Prego, consiglieri. Diciassette votanti, 11 favorevoli: Bonotto, Borghetto, Borsato, Bovo, Carron, Gagno, Gagliazzo, Novello, Pizzinato, Scotton, Soligo. 5 contrari: Bettiol, Callegari, Carraro, Girasole, Panighel, e un astenuto, Parchi. L'Assemblea approva. A questo punto non c'è da votare l'immediata eseguibilità, quindi andiamo al punto numero 5. Scioglimento consensuale della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Paese e Villorba, e questo è associato al saluto della segretaria De Vidi. Prego, Sindaco. Vabbè, quello che abbiamo anticipato prima nel saluto alla dottoressa De Vidi. Quindi questa sera si vota il scioglimento della convenzione tra Paese e Villorba e appunto perché è un atto dovuto, sì, certo che sì. Prego, consiglieri, se dovete fare qualche intervento, altrimenti metto in votazione il punto. Vedo che non ci sono interventi, per cui metto in votazione il punto numero 5. Punto numero 5, che è scioglimento contestuale della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni segreterie con altri comuni di Paese e Villorba. Prego, votate. (17 presenti, 17 votanti, 17 favorevoli,
Nessun contrario, nessun astenuto, l'Assemblea approva. Qua c'è da votare l'immediata eseguibilità, che pongo Prego. 17 presenti, 17 votanti, tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. L'Assemblea approva. Numero 6. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'impianto di atletica leggera sito in via Marconi e contestuale adozione di varianti al piano degli interventi. Mi sembra che qua ci sia da fare un inciso. Sì, magari mi dà la parola. Certo. Passo la parola al segretario Cescon. Prego. Adesso la cancellata. Ecco, grazie Presidente. Sì. Allora, solo prima dell'inizio della discussione della deliberazione, leggendo appunto un po' più in modo approfondito il testo della proposta, abbiamo trovato un errore formale, in quanto nelle tavole è indicata appunto, nelle tavole appunto della variante urbanistica, è indicata come variante numero 12, quando invece è la variante numero 13. Quindi proprio per una questione, per fare anche questa correzione di tipo formale, presentiamo appunto un emendamento al testo della delibera, dicendo appunto che negli elaborati relativi alla variante urbanistica l'indicazione di variante numero 12 viene sostituita con l'indicazione variante numero 13. E di conseguenza il punto 1 del deliberato viene modificato con una piccola integrazione che dice di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale. Questo era l'inciso del punto 1 del dispositivo della deliberazione, aggiungendo la dicitura con la modifica come emendata. Quindi poi quando sarà tempo di votazione andiamo a votare anche questo emendamento. È soltanto una correzione formale al testo, visto che ci siamo accorti, è bene che la apportiamo, insomma, ecco. La sostanza non cambia. Sì, probabilmente il fatto è dovuto che da quando è stato depositato l'elaborato grafico della variante, il Consiglio Comunale, mi sembra aver capito, ha adottato una successiva variante, quindi sono rimaste le tavole con l'indicazione numero 12, ma per correttezza adesso appunto andiamo ad indicarle come 13. Ok? Grazie segretario, passo la parola all'architetto Anzanello, penso. Prego. Sì, allora proponiamo di approvare questo progetto in Consiglio Comunale perché è parzialmente in difformità dallo strumento urbanistico e pertanto adottiamo, secondo le disposizioni del DPR 327 2001, la relativa variante urbanistica. Molto brevemente, il progetto di ristrutturazione e adeguamento della pista di atletica consiste, ecco, in alcuni interventi che molto brevemente vi elenco, che praticamente sono il rifacimento della pista e delle pedane partendo dal sottofondo e adeguando la pista alle dimensioni scusate, ecco qua, a norma delle più vigenti disposizioni. Viene anche quindi adeguata la corsia dei 3000 siepi, viene lievemente ruotata la pedana del giavellotto
allargata la lunetta del salto in alto e del salto con l'asta, e viene realizzata una nuova pedana doppia per il salto in lungo, salto triplo. E fin qua restiamo dunque nell'ambito dell'attuale impianto. Si è scelto poi di collocare la gabbia del lancio del martello in una posizione esterna al campo di gioco, proprio per evitare che venga danneggiato il campo da calcio con appunto i martelli, che hanno un grosso peso e pertanto formano delle buche nel campo, a differenza del giavellotto che tutto sommato al limite fa un buco ma di dimensioni più contenute. E questa decisione quindi ha comportato l'invasione, ecco, di un terreno, di una proprietà privata che attualmente è in zona agricola, e quindi noi dobbiamo trasformare quest'ambito di zona agricola in zona F standard per attrezzature sportive. Sostanzialmente la variante non è altro che la trasformazione di quest'area, che voi vedete nella slide, da zona agricola a zona F. Quindi niente di trascendentale, diciamo, non sono previste costruzioni o edificabilità, ma è solo un'area dove ci sarà appunto la gabbia del martello e il relativo campo di lancio. Grazie architetto. Si è prenotata la consigliera Callegari, prego. Grazie. Allora, io faccio una premessa. Lo stadio comunale, io facevo atletica, quindi ce l'ho a cuore. Comunque, lo stadio comunale è una struttura importante dal punto di vista della manutenzione dei costi e di tutto quello dell'investimento che è stato fatto all'epoca in cui è stato costruito, e dell'impatto che comunque questi costi continuano ad avere sull'amministrazione. Quindi siamo perfettamente coscienti del fatto che ce l'abbiamo, è una risorsa che deve essere sfruttata e deve essere sfruttata al massimo, e pertanto è inevitabile il fatto che debba essere messa a norma e che possa essere sfruttata per tutto il suo potenziale. Quindi chiaramente il fatto di portare avanti questo progetto di riqualificazione, nonostante noi siamo sempre stati un po' sì, non titubanti, ma nel senso sappiamo che la coperta è corta e che dobbiamo capire dove indirizzare le risorse, riteniamo che comunque questo tipo di strutture debbano essere rese efficienti, perché altrimenti dovremo scegliere di non utilizzarle e farcene e disfarcene fondamentalmente, con tutti i costi che ne deriverebbero. E quindi ovviamente questo è per dire che ci troviamo d'accordo sul fatto che deve essere riqualificato. A fronte di ciò vorremmo però dare un contributo, un suggerimento che parte da una considerazione, ovvero noi sappiamo bene che a Villorba si è sempre puntato molto sullo sport. L'assessore Barbon ha portato tutta una serie di progetti, di ampliamenti, modifiche, integrazioni del parco, strutture che abbiamo, e ognuno di queste ha comportato un investimento importante per l'ente. A fronte di questo investimento noi siamo dell'idea che debba esserci un ritorno quantificabile per quanto riguarda l'impatto sulla comunità del comune di Villorba. E allora, a parte le società che usano quotidianamente le strutture, che le gestiscono nel nostro caso anche, noi ci siamo interrogati su come questo tipo di strutture possano essere rese il più possibile fruibili non solo a
quegli orari o quelle società che in questo momento le hanno in carico per manutenzione, per gestione e quant'altro, ma che possano essere il più possibile aperte alla comunità, in modo che chiunque iscritto o meno alle società che hanno in gestione questo tipo di strutture possa in qualche modo entrarci. Ci rendiamo conto che è qualcosa di molto difficile da attuare, nel senso che si tratta di mettere in piedi un sistema che debba tener conto delle assicurazioni, della responsabilità di chi gestisce la struttura, della responsabilità dell'ente e quant'altro. Però dall'altro lato vediamo che ci sono dei comuni che hanno adottato questa scelta e che in qualche modo hanno fatto entrare la comunità nelle strutture. Vi faccio un esempio, per esempio, del centro polisportivo di Mareno di Piave. È chiaro che questo tipo di approccio comporta anche un diverso approccio alla gestione della struttura, quindi probabilmente deve essere studiato un sistema che coinvolga le società sportive in modo differente da quello che viene attuato oggi. Però abbiamo avuto modo di valutare dei progetti che erano stati anche portati alla vostra attenzione dei professionisti, in cui avevano provato ad immaginare un sistema diverso di accesso alla struttura di cui stiamo approvando la variante, per la quale stiamo approvando questa variante. E quindi vi chiedo di aprire una discussione anche con noi consiglieri, eventualmente, per provare a ragionare insieme su come si possa attuare questa apertura alla comunità. E vi spiego perché. Noi abbiamo tantissimi iscritti alle società sportive, però è anche vero che il campo di atletica, nonostante ci siano tantissimi iscritti, nel 70% del tempo non viene utilizzato al 100% della propria potenzialità. Io lo so per certo perché ancora oggi lo frequento e l'ho frequentato da sempre, praticamente da quando avevo 6 anni, e ovviamente ci sono i momenti in cui le società sportive hanno i bambini e le varie squadre di calcio, di rugby, che quindi hanno una mole molto importante di partecipanti, e dei momenti in cui le persone sono molto meno, ma comunque le luci devono rimanere comunque accese, i servizi devono comunque rimanere attivi e quant'altro. So che oggi questo viene in parte o del tutto, adesso non so di preciso, demandato alle società stesse, però secondo me si potrebbe optare per delle sinergie anche diverse rispetto a quello che oggi è in essere. Quindi vi chiedo, appunto, noi per quanto riguarda questo punto abbiamo deciso di votare a favore proprio perché riteniamo che una struttura di questa entità debba diventare, cioè avrebbe sempre dovuto essere il centro della vita sportiva del comune, e così era stata immaginata all'epoca in cui è stata costruita, e secondo noi è lì dove bisogna puntare per lo sviluppo di tutto quello che riguarda lo sport. Quindi per quanto ci riguarda siamo assolutamente d'accordo che debba essere messa in efficienza. Però vi chiedo di provare a cambiare un attimo la mentalità con cui queste strutture vengono utilizzate, perché da parte della popolazione, o almeno di una parte, quella con cui abbiamo avuto modo di interagire anche riguardo a questo progetto, c'è l'impressione che queste strutture vengano gestite in modo un po' paternalistico dalle società, che ovviamente hanno dalla loro la responsabilità, quindi loro giustamente dicono sì, però io ho tutta la responsabilità della struttura, della sua gestione, quindi non mi fido a far entrare persone esterne o comunque su cui non abbiamo il diretto controllo. Io qui vi chiedo di cercare di trovare un'alternativa, cioè di non gravare sulle società,
perché non è giusto, non è il loro compito e giustamente loro devono tutelarsi, stanno facendo un servizio per la comunità e per le persone a cui generalmente danno servizio. Però dall'altro lato è una responsabilità del comune, quindi se possibile io vi invito ad aprire una discussione nelle opportune sedi, magari vi invieremo anche una richiesta formale per questo, per provare a modificare questo approccio o vedere se è possibile modificarlo quantomeno. Grazie. Sì, no, interessante punto, però non fa parte della delibera che andiamo a votare adesso. Fa parte della struttura e di quello che si Volevo... Prego, grazie consigliere. Volevo forse architetto Anzanello, la struttura sarà inclusiva, quindi ci sono attrezzature inclusive, non aggiungo altro. Certo, assessore Barbon, prego. Non è già sì. on air. Guardi, lei ha ragione. Comunque, per la proposta che ha fatto lei, sono 2 anni che facciamo delle prove. Abbiamo anche visto però che durante il giorno non c'è nessuno che va dentro che ha fatto richieste. Ci sono state delle richieste dei cittadini che avevano il tempo di andare dalle 12:30 alle 14:30 e le abbiamo fatte entrare. Con una piccola, l'ultimo problema è l'assicurazione, perché da fuori si sta presto dire, però la responsabilità quando succede non guardano in faccia a nessuno. Con l'atletica abbiamo preso un accordo con l'atletica, pagano una cifra di 10 euro di tessera per l'assicurazione, però entrano dalle 12:30 alle 14:30 su richiesta di 5 persone, posso dire anche il numero, capisce? Stiamo cercando di collaborare, di allargare. Però i pomeriggi, che dico io, sono tutti a lavorare, questi che hanno un po' di spazio in orario pranzo, li facciamo entrare, insomma, se qualcuno che lei ha detto che hanno chiesto a lei, vengono pure a trovarmi, se c'è la possibilità, non c'è nessun problema di farli entrare, solo dobbiamo farli entrare con delle regole e con delle responsabilità. Oltretutto, come ha detto il sindaco, a palestra viene con l'inclusione, poi stiamo lavorando per l'inclusione, perciò dopo ci saranno quegli orari, perché i bambini con l'inclusione avranno altri orari, quelle cose là, però su tutte le associazioni, non solo sull'atletica, cerchiamo di aiutare tutti quanti. Se ci sono delle lamentele, sono qua, sono responsabile, mi prendo anche le mie responsabilità, però recepisco da lei. Grazie, ha finito? Grazie Assessore. Si è prenotata la consigliera Scatton, prego. Buonasera a tutti. Allora sì, so che non è nel punto, posso solo rispondere anch'io a questa cosa, perché è sicuramente una bella iniziativa proporre l'attività sportiva a tutta la popolazione. Purtroppo dal 2014 la legge Balducci ci impone alle società sportive, ai comuni, l'uso di defibrillatori in tutte le strutture e le certificazioni non agonistiche a tutti quelli che fanno accesso ai campi. Per cui è una richiesta che diventa difficile secondo me da gestire. È già lodevole che l'atletica con una semplice tessera, e non so appunto a questo punto perché tutte le associazioni, perché è così, e credo che da questo punto di vista bisognerebbe capire che non è facile nelle strutture sportive, ma perché cioè nel tempo, la struttura è nata prima della legge Balducci sicuramente, si è attuato una serie di necessità viste le situazioni che si sono create e per cui diventa difficile un accesso più libero al cittadino, che tra le altre cose già storge il naso per andare in palestra e fare una visita che è diventata indispensabile per la prevenzione cardiovascolare. E per cui lo sport va fatto in sicurezza e va fatto nei posti giusti. Libero ci sono il percorso vita qui in Villa Giovannina, ci sono le pedonabili e quello è libero. Tutto ciò che viene fatto in accesso nelle strutture sportive che vengono regolamentate dal comune, per cui date in concessione alle società sportive, è giusto che abbiano un loro regolamento, per cui il libero cittadino
si iscriverà alle società sportive e penso che con i tempi debiti e cose si possa intervenire, però non si possa esulare da una sottoscrizione a una società sportiva e al relativo permesso del certificato, altrimenti uno va in Villa Giovannina, fa il percorso vita o in Villa Margherita un po' più in là, o tutte le nostre pedonabili e ciclabili, e questo credo che ci sia spazio per tutti senza dover necessariamente correre sulla pista d'atletica, ecco, insomma, cioè, nel senso, capisco il suo punto, però libero cittadino, se non è uno sportivo, voglio dire, di elite o comunque che non abbia un fine ultimo e voglia solo mantenersi in forma, secondo me i posti ci sono anche, insomma, oltre le strutture sportive, che secondo me è bene che vengano invece regolamentate e certificate da tutte le norme che abbiamo messo in atto in questi anni per la sicurezza. Grazie. Grazie consigliera. Si è prenotata la consigliera Parchi, prego. Sì, allora a proposito della pista di atletica, mi sento molto parte in causa e l'assessore Barbon lo sa. Allora, io ho fatto parte per diverso tempo insieme a quel gruppo di cittadini che avevano fatto richiesta da mezzogiorno e mezzo alle 2:30. Allora, per essere precisi, noi eravamo tutti iscritti all'Atletica Villorba, pagavamo la tessera dell'Atletica Villorba, però tutti avevamo fatto la visita, non il certificato semplice, ma si andava, noi avevamo fatto una convenzione con uno studio aspresiano proprio inerente all'attività sportiva. Serve, cioè voglio dire, serve. Quindi è chiaro che uno che vuole... Allora, io lo utilizzavo per fare degli allenamenti con me e tanti altri ragazzi che facevano parte di questo gruppo. Eravamo un gruppo molto folto. Avevamo un coach però, e se lo ricorda bene Barbon, perché comunque al di là della responsabilità del presidente dell'atletica, che non può essere presente lì ovviamente tutti i giorni quando noi andiamo, comunque c'era un'altra persona che ci seguiva dal punto di vista sportivo e quindi eravamo sicuramente coperti. Un po' alla volta sono arrivate altre persone che non erano residenti nel comune ma che lavoravano nel comune di Villorba e quindi il tempo che avevano per fare gli allenamenti l'hanno utilizzato in questo modo. Dopodiché devo dire che con l'avvento del Covid si è bloccato tutto perché non si potevano utilizzare ovviamente gli spogliatoi, quindi eravamo solo fuori, quindi il gruppo nel tempo si è molto defluito. Dopodiché è vero che la pista purtroppo non era più nelle condizioni ottimali per utilizzarla, insomma l'assessore lo sa benissimo perché io per prima tante volte avevo richiesto questa cosa. Quindi secondo me è giusto che venga fatta, è giusto che questa manutenzione ci sia, è giusto rimetterla a norma, è giusto che più persone, cioè dare più possibilità a persone che vogliono utilizzare l'impianto, certo con l'orario differenziato che è quasi sempre la pausa, perché dopo durante il giorno tutti lavorano e quindi o vai alla sera o la pausa. Lì probabilmente ci vuole un po' di più, non dico flessibilità, però insomma capacità di accettare, naturalmente con le regole vigenti, insomma, ma credo che nessuno si fosse sottratto dal fatto di iscriversi, di avere la visita, perché sono cose normali che qualsiasi atleta, anche se non è da premio, voglio dire, deve fare. Quindi sicuramente questo ci vuole e l'ampliamento ci vuole, magari facendo un po' di anche pubblicità, però è anche vero che tu devi avere qualcuno che ti accompagna in questi allenamenti, perché ci sono delle persone che magari sono atleti fatti e quindi si arrangiano in un loro programma, ma chi viene per iniziare, e uno dei problemi era quello di trovare qualcuno che ci desse, che lo seguisse, perché insomma chi è che si prende la responsabilità? Cioè il problema è questo, no? Ecco. Oltretutto il fatto di utilizzare al meglio la pista, secondo me, guardando anche altri comuni tipo dico Ponzano, dico San Biagio, possiamo fare delle gare che sono anche nazionali poi e quindi questo porta un sacco di gente perché l'atletica muove un sacco di lavoro. O anche solo, io ho visto a Pieve di Soligo, insomma, che è sicuramente molto più piccolo di Villorba, quindi è un indotto, cioè il fatto
è un costo, certo, ma se tu dai un'attrezzatura e questa la metti al servizio, sicuramente porta beneficio a tutto il comune, insomma. Io credo che stiamo correndo un po' troppo, scusate la battuta, perché intanto votiamo l'opera pubblica, che è molto importante, ma soprattutto io guardo un po' il futuro dei nostri ragazzi. Nella festa dello sport dell'anno scorso è stato dato a tutti i ragazzini delle scuole un questionario di gradimento, e da questo questionario di gradimento, all'uscita, dopo che hanno provato tutte le discipline, è uscito al primo posto l'atletica leggera. Quindi, no vabbè, se vi dico al secondo posto è arrivato il tiro con l'arco e poi il rugby. Quindi questi magari sono segnali di bambini delle elementari, ma io comunque non mi sarei mai aspettato che fosse al primo posto l'atletica leggera. Quindi vuol dire la nostra associazione atletica leggera conta 200 iscritti, non sono pochi. È vero che doveva andare spazio anche ai meno giovani, per l'amor di Dio. È chiaro che, concordo con quello che ha detto la consigliera Scotton, ci vuole responsabilità, perché poi succede il fatto, o il fattaccio, allora tutti puntano il dito a chi ha la proprietà, che è il comune. Quindi regole, aperta a chi vuole praticare, con le regole del caso. Ma io intanto andrei a votare l'opera pubblica, poi le eventuali modalità si possono discutere anche dopo con chi pratica atletica leggera e con chi adesso ha in mano l'associazione. Quindi credo che nessuno vieti a qualcuno, se vuol farsi una corsetta al pomeriggio, si farà l'assicurazione che deve farla, costa 5 euro o 10, adesso non lo so, e poi potrà andare a correre quando gli impianti sono aperti. Insomma, non vedo, lo si fa anche adesso. Quindi. Grazie Sindaco. Prego consigliere Carraro. Sì, solo una precisazione, perché io mi sono guardato anche i costi e essendo questo progetto traslato di un paio d'anni, ovviamente sono aumentati. E l'unica cosa che non ho capito è l'acquisizione aree immobili, che è passato da 140.000 a 240.000. È un terreno agricolo, di solito i terreni agricoli vanno a 12-13 euro metro quadro, qui siamo a 10.000 e qualcosa. Non ho capito questa maggiorazione, che è una maggiorazione quasi doppia. Ecco, tutto là. Dai Stefano. Passo la parola a Cristo Zanello. Sì, rispondo subito. Intanto quella che trovate nel quadro economico è sempre una stima prudenziale ed anche in ragione del fatto delle indennità che potrebbero essere richieste in caso di terreno agricolo con imprenditori agricoli a titolo principale che lo coltivano. Comunque poi si vedrà solo alla fine qual è il costo reale dell'esproprio. Ah, questo è prudenziale? Sì. Ho capito. Grazie. Sì, credo che la prudenza sia quella di mettere a bilancio soldi che magari alla contrattazione abbiamo il budget limitato e dobbiamo fare variazioni di bilancio per... Sì, ma dicevo, visto il valore del terreno agricolo, il primo valore era più che giusto. Boh, vabbè. Grazie consigliere Carraro, prego consigliere Carlegari. No, scusi, Allora quindi la cancello. Consigliere Bettioli. E c'è il consigliere Bettioli, prego. Ho troppi microfoni aperti, devo chiuderne qualcuno. Prego. Allora era per capire, avete chiarito non in maniera intera il discorso del il terreno che serve per ingrandire l'impianto. Non è ancora acquisito, deve essere acquisito, quindi i tempi possono essere tempi italiani, Veneti. Se piove o se c'è il sole, dipende. No, italiani no, vabbè. Veneti. E poi era da capire il materiale che usate per il rifacimento della pista, perché mi ricordo l'abbiamo rifatta negli anni
97 che era il tartan allora, adesso io non so se c'è ancora il tartan o se hanno cambiato materiali. Biologico, ecologico. Aspetti, assessore che è No, fuori il microfono. termino, Sì. dopo te mi dà la risposta. L'altra cosa era quando, siccome lì ci sono anche i calciatori, nel momento in cui c'è il passaggio sopra, c'è ancora l'usanza di mettere il tappeto? Grazie. Sì, c'è una nuova produzione tipo tartan, però non è proprio tartan, che è molto più resistente, più soffice, proprio adatto per le piste. Io sono andato a vedere quella di Conegliano, che l'hanno fatta nuova 2 anni fa, l'anno scorso quella di Ponzano e 2 anni fa sempre quella di San Biagio. È un prodotto innovativo che dà meno fastidio anche alle ginocchia, perché loro quando fanno il triplo salto con gli ostacoli. E il discorso del calcio, ci sarà un rotolo proprio nuovo che viene ogni volta disteso sopra e naturalmente nessuno andrà con i tacchetti sopra la pista, anche perché, come ha detto il sindaco, è anche più ampia quel tartan perché è quello per l'inclusione. Grazie. C'è il consigliere Beziola che deve sapere, vorrebbe sapere un'altra cosa. No, Prego. mi sono dimenticato, quella rotonda che è disegnata lì, sul Viola, c'è una rotonda in concomitanza di via 25 aprile, mi sembra. Quella di via Segare. Via Segare. No, è dove c'era la Trevi, lì. No. Cioè, no, non so. Ah, via Segare. No? No, quella è vicino... 25 sì. aprile, ha ragione lei? Sì, è che rotonda dove sbocca, in mezzo alla campagna? No. O c'è un progetto futuro? Votiamo la pistola atletica e dopo vi stupiremo con effetti speciali. Stefano. Stefano vuole parlare. Prego. No, sì, devo una risposta sull'esproprio, perché comunque la procedura espropriativa è già iniziata, perché deve iniziare prima di questa fase Consiglio Comunale e poi si conclude con i tempi della procedura espropriativa o si trova l'accordo bonario con la proprietà, ma non è una cosa che va alle calende greche. Comunque il programma comunque è quello di approvare il progetto esecutivo che è sostanzialmente quasi fatto e di avviare la procedura di gara entro l'anno o i primi mesi comunque dell'anno prossimo, in modo da approfittare della stagione primaverile per iniziare i lavori, o autunnale, poi dipende, perché questi materiali richiedono delle temperature di posa molto specifiche, quindi vanno un po' dietro a quello che è il meteo, ecco. Comunque entro l'anno prossimo verrà finita, ecco. E la rotonda è un residuo del piano degli interventi. Al posto di quell'area di quella viola che vedete, la rotonda, è stata fatta una successiva procedura SUAP che ha dato origine ai campi di padel e alle altre strutture di Imoco, ma siccome sono tutte varianti parziali, queste non vanno a modificare la cartografia generale, modificano ogni volta il suo pezzettino, quindi può esserci il caso appunto come questo in cui dentro si è inserito una previsione superata. In realtà questa rotonda risaliva ancora alla previsione ancora precedente, che voleva un'area di espansione in corrispondenza del parcheggio, quello privato, insomma, dopo. Con la successiva variante che ho promesso al consigliere Carraro, verranno poi rettificati, insomma adeguate tutte le tavole e quindi aggiornato tutto il PI. Grazie architetto. Passiamo alla votazione se non ci sono altri interventi. Punto numero 6. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione e adeguamento degli impianti di atletica leggera sito in via Marconi. E contestuale adozione. Ah sì, giusto. Prima dobbiamo votare l'emendamento. No, prima l'emendamento, giusto? Sì, prima l'emendamento. Quindi
Sì, punto numero 6. Leggerò l'emendamento che prima aveva esposto il segretario. La proposta è questa. Alla presente proposta di deliberazione del titolo, approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di istruzione e documento di impianto tecnica leggera Sidonio Marconi, codice CUP C99F220002004 e contestuale adozione mediante piano. Negli elaborati relativi alla variante urbanistica, l'indicazione di variante 12 viene sostituita con l'indicazione variante 13. Di conseguenza, il punto numero 1 del deliberato viene così modificato: di far propria la proposta di deliberazione con sua formulazione integrale con la modifica come emendato. Quindi pongo in votazione questo emendamento. Prego, consiglieri. Votiamo l'emendamento che ho appena letto e formulato dall'architetto, dal segretario. 17 presenti, 17 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. L'Assemblea approva l'emendamento. Adesso numero 6 così come appena emendato. Pongo in votazione il punto. Prego, consiglieri. (17 presenti, 16 favorevoli, nessun contrario, un astenuto Girasole. Devo leggere i favorevoli, segretario? Bene. C'è da votare anche l'immediata eseguibilità. In votazione. Prego. (17 presenti, 17 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto). L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del punto numero 6. Numero 7 di questa sera. Covenant of Measure Europe, impegno per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, adesione del Comune al nuovo patto dei sindaci. Nel 2018 era già stato siglato un patto dei sindaci, tuttavia l'Europa ha inserito dei nuovi obiettivi quali la neutralità entro il 2050, quindi si propone di aderire al nuovo patto dei sindaci e rielaborare il PAESC, adeguandoci appunto ai nuovi obiettivi. Noi abbiamo preparato 2 slide dove vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto fino a oggi. Passo la parola all'architetto? Sì. Prego. Sì, adesso sono molto in piccolo, ma ve le illustro brevemente, che sono comunque è giusto evidenziare che rispetto al PAES fatto nel 2019 comunque molte attività sono state realizzate o quantomeno avviate. Ricordo che il PAES, che prevedeva delle azioni svariate, tra cui degli interventi effettivi sugli edifici comunali e sugli impianti di riqualificazione e risparmio energetico, ma anche altre attività che indirettamente portano a una riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra,
anche la fluidificazione del traffico, quindi la realizzazione di rotatorie e altre infrastrutture, le campagne di comunicazione, la sostituzione di mezzi di trasporto, ma anche riduzione dei consumi idrici, miglioramento di qualità delle acque, prevenzione di rischi conseguenti all'aumento delle temperature, piantumazione di alberi, eccetera. E non c'è stato fatto nel primo monitoraggio, perché non previsto, un nuovo inventario delle emissioni, cioè quell'inventario che consente di stabilire effettivamente il raggiungimento di quella percentuale prefissata nel PAS, che era del 40% entro il 2030. Tuttavia verrà fatta adesso nella sua rielaborazione. Avremo un nuovo inventario delle emissioni e quindi potremo sapere con certezza dove siamo arrivati adesso nel 25 in sostanza, oppure probabilmente nel 24, perché naturalmente i dati arrivano sempre con un po' di ritardo. Ci sentiamo appunto di restare al passo un po' quelli che sono gli obiettivi dell'Europa. Sono piuttosto ambiziosi in realtà, specialmente la riduzione di gas serra del 50% entro il 2030, perché la scadenza è vicina. Però insomma c'è anche quella del 2050 per il raggiungimento della neutralità climatica, per la quale insomma dovremmo fare quello che ci compete. Leggere le voci queste, perché non si vede da... Lo so, perché comunque ricordo che noi abbiamo adottato il piano urbano del traffico, nei servizi introduciamo sempre l'obbligo dei prodotti rispondenti ai CAM, rinnoviamo le auto anche utilizzando contratti di sponsorizzazione, stiamo intervenendo su fossati stradali per il miglioramento del deflusso delle acque, molti interventi sulle centrali termiche che vengono sempre mantenute perfettamente in efficienza, sostituiti gli elementi vetusti, sostituite le caldaie. E adesso stiamo sostituendo anche gli impianti di illuminazione, tra poco sostituiremo anche metteremo a LED tutta la scuola Manzoni, grazie al contributo GSE, e con le piste ciclopedonali stiamo andando avanti, ricordo anche quella di Via Libertà, poi il bosco urbano, insomma tutte attività che conoscete perché fate parte del Consiglio Comunale e perché vivete il territorio. Grazie architetto. Prego consigliera Girasole, si è prenotata. Grazie. Un chiarimento, perché appunto leggendo il deliberato non avevo visto tra i punti al nostro portati al voto anche il fatto che, se non ho capito male, però appunto vi chiedo di ridirlo, rispecificarlo, che verrà quindi adeguato, riscritto il PAESC. Quindi la mia domanda era: qual è la correlazione diretta tra appunto l'adesione a questa carta di intenti I nuovi obiettivi che ha proposto rispetto al 2018, giusto? Ok, quindi gli obiettivi inseriti nel documento verranno integrati nel PAESC, che avrà quindi delle nuove attività correlate, immagino. Corretto, sì. Viene rielaborato e proposte delle nuove attività, naturalmente quelle che abbiamo già svolto. Certo. E verranno messe di nuove. Anche perché mi sembra che nel nuovo PAESC è compreso la verifica? Sì, il monitoraggio, sì, completo dal 2018 al nuovo. Del fatto finora. Grazie. Grazie
consigliere, si pronta la consigliere Callegari. Prego. Sì, grazie. Io volevo solo chiedere se ci potete inviare queste bellissime tabelle, così abbiamo modo di vederle un po' più da vicino, e che vi ringrazio appunto di averle preparate su mio suggerimento. Ovviamente siamo d'accordo nel proseguire con questo accordo, e speriamo vi chiedo anche di tenerci magari anche più informati riguardo allo svolgimento e a quando vi verranno dati nuovi obiettivi, se ci potete fornire comunicazione di questi, giusto per capire anche noi man mano lo svolgimento delle varie attività. Grazie. Grazie, si è prenotato il consigliere Mario Carraro, prego, e dopo abbiamo anche in fila il consigliere Bettiol. Prego Carraro. Sì, in parte non so se mi può rispondere l'architetto, perché ha detto che adesso saranno rivisti tutti i parametri e rifatto praticamente il monitoraggio. Io volevo capire come avviene, qual è il metro per dare il 40%, cioè come si misura questa diminuzione, se si misura all'interno solo degli edifici pubblici, perché qua in tutte le 140 pagine del PAESC, del progetto 19, per esempio c'era la riqualificazione edifici residenziali e poi si stima una spesa approssimativa di 9 milioni e mezzo. Volevo capire un po' come sono sorte queste cifre e qual è il parametro di misura di tutto il 40%, ecco, cosa significa, chi dà la valutazione, ci saranno dei parametri così da saperli un po' a spanne, perché ovviamente dopo saranno parametri dettati da regolamenti, da leggi, ecco. Grazie consigliere Carraro. Ma sì, poi il tecnico che seguirà la redazione del PAESC si avvarrà dei dati, macrodati a livello nazionale e comunque calati sul territorio, quindi come è stato fatto l'altra volta, in base ai dati che vengono forniti dai gestori della rete del gas, dell'elettricità, insomma dei consumi macro che vengono fatti, si calcola il minore consumo di carburante, chiamiamolo così, e quindi conseguentemente di le emissioni di anidride carbonica. Sono dati disponibili, basta saperli cercare. Chiaramente le azioni che facciamo noi rispetto all'utenza privata è di, chiamiamola di sensibilizzazione, persuasione, eventualmente supporto economico, ma è abbastanza improbabile che il Comune riesca a dare supporto economico, invece è lo Stato che dà i supporti, i bonus, le detrazioni e via dicendo. Per cui poi diciamo, della diminuzione derivante dal settore privato ne beneficiamo per fregiarci della riduzione, no? Delle emissioni. Dalla parte nostra, con le nostre azioni effettive di riduzione dei consumi degli edifici comunali, delle automobili e tutto quanto, incidiamo una piccolissima percentuale su questo 40%, ecco. Però diamo anche l'esempio. Prego consigliere Bettiol. Sì, io allora, mi aspettavo qualcosa di più rispetto anche alla pubblicità che non viene fatta, ad esempio, sulla comunità energetica. Cioè, noi abbiamo avuto qualche consiglio comunale fa una discussione per quanto riguardava la partenza della comunità energetica. Mi aspetterei che da qui al prossimo anno ci siano sicuramente delle pubblicità, l'inizio delle adesioni, se si vuole recuperare qualcosa, perché è inutile che noi aderiamo a questo
manifesto questa associazione, questo dato di fatto, se poi ci troviamo in una provincia che la maggioranza dei giorni dell'anno superiamo i PM10. Per cui cosa è che mettiamo in piedi? Io mi ricordo che ai tempi in cui sedevo da questa parte del Consiglio Comunale negli anni 90, per quando si parlava del Palaverde e quant'altro, c'era l'idea di fare il parcheggio scambiatore al Palaverde, fare anche la fermata della metropolitana in superficie e via discorrendo. Cioè c'era un progetto su cui ragionare e far sì che prima di tutto la comunità di Villorba, soprattutto di quella zona, non subisce con 2S il passaggio delle auto quei giorni in cui ci sono le partite, gli eventi sportivi, gli eventi musicali e via discorrendo. Ma soprattutto c'era anche poi complessivamente un ragionamento che il treno porta sicuramente meno inquinamento delle auto. Quindi un ragionamento che se vogliamo abbattere e rimanere dentro quei parametri e arrivare a quei parametri, bisogna avere delle idee molto alte rispetto all'abbattimento dell'inquinamento, se no sono chiacchiere, sono lettere che scriviamo ma che non servono assolutamente a niente. Grazie. Ma questo è un'adesione a un patto che credo che chi lo firma, i sindaci e le amministrazioni che aderiscano, abbiano comunque degli obiettivi. Non è fatto solo per far cinema, perché se non ricordo male noi abbiamo aderito a una progettualità col Comune di Treviso per la metropolitana in superficie che il governo dovrebbe darci risposta entro il 2028, quindi non è fantascienza. Almeno noi ci rimettiamo la buona volontà. Siamo in procinto di fare un bosco urbano, potevamo fare altro? Quindi, consigliere Bettiò, negli anni 90 io avevo appena finito le scuole, quindi mi permetta, abbiamo acquisito delle auto elettriche, qualcosina stiamo facendo, abbiamo cambiato tutta l'illuminazione a LED di tutto il nostro territorio, cioè non è che siamo stati proprio fermi. È chiaro che c'è tanto da fare, ma noi ci impegniamo nel nostro piccolo, come amministrazione ce lo stiamo facendo. Se lei poi non vuole votarlo, vuol dire che non vuole, come si può dire, non vuole guardare avanti, vuole restare con le macchine a carbone, a vapore, le chiami come vuole. Ma il vapore non inquina. Il vapore non inquina, ma per far vapore che vuole il carbone, giusto? Io credo che insomma la parte dell'amministrazione c'è la volontà, è chiaro che i passi non sono facili da fare perché gli investimenti richiedono una forza di denaro importante, ma insomma noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo. Grazie Sindaco, per una foto dell'assessore Bussin, prego. Volevo solo rispondere un attimo sul fattore comunità energetica. La comunità energetica a cui abbiamo aderito è partita, è stata costituita. Ho partecipato a una riunione i primi di agosto dove hanno esplicitato un po' tutto le modalità operative che dovrebbero essere in itinere. In effetti avevano chiesto ai comuni fondatori della comunità di manifestare l'interesse a fare delle riunioni pubbliche e quindi presentare un po' tutto il progetto che noi abbiamo fatto, che hanno detto che nel mese di settembre sarebbero partiti con questa presentazione, sono riusciti a coinvolgere un istituto bancario a dare dei fondi in modo che i privati, i cittadini con degli impianti diciamo di modeste dimensioni, a differenza di tante altre che io ho sentito in molti periodi qua recenti, praticamente il privato che aderisce alla comunità energetica è a costo zero per aderire per qualsiasi cosa, quando altre società in realtà di comunità energetiche comunque mettono dei costi sul piatto della serie: se vuoi aderire alla mia comunità energetica devi mettere qualcosa. In questi giorni effettivamente volevo provare a sentirli perché noi abbiamo dato l'adesione a fare l'attività pubblica, una riunione pubblica e appunto dimostrare tutto quello che è l'attività.
Sicuramente non è ancora partita, nel senso non ci sono soci, non c'è attività, però appunto si parlava che in questo mese loro sarebbero partiti con anche delle attività pubbliche, delle riunioni pubbliche. Li sentirò a breve e vi darò qualche info in merito, perché comunque effettivamente richieste ce ne sono. Dopo, se la andiamo a mettere sul piano del economico puro, il privato che aderisce non è che abbia grandi risultati che gli ritorni un'economia sostanziale, però nella forma è corretto che si vada per questa strada, insomma. Sì, però le società che fanno comunità energetiche a scopo di lucro fanno altro e ce ne sono, quindi Contarina sta facendo qualcosa che è giusto che venga fatto, perché i comuni è giusto che si impegnino a fare questo, ma le società private stanno facendo altro. L'ho detto alle prime riunioni fatte al Consiglio di Bacino in Contarina 3-4 anni fa, e questo è quello che sta succedendo. E l'esempio lo abbiamo in giro un po' dappertutto. Speculazione agricola e un giro di economie che non sto qui a dire qua, che magari non arriva quel furbo che mi ascolta e mi mette in denuncia. Grazie Assessore. Diciamo che il problema che ha appena evidenziato l'Assessore sulla speculazione agricola abbiamo portato anche l'attenzione della Regione. Giusto? Il consigliere Panigai si è prenotato, prego. Grazie. No, io faccio una cosa che non mi compete, che è l'avvocato d'ufficio. No, sono d'accordo con quello che ha un po' detto il collega Vittorino Bettiol. Diciamo che in un certo senso, in poche parole, dice fate le cose ma attenzione, fatele seriamente, fatele con attenzione, perché ho visto che questi qui magari ci sono tanti proclami, diciamo di buone intenzioni, però dopo di fatto il consumo di suolo continua in un modo indecente. C'è piantumazione del verde, ma non mi riferisco solo a Villorba, parlo in generale. Piantumazione del verde, diciamo che siamo di gran lunga inferiori. Quello che viene tagliato, che per varie ragioni viene abbattuto anche per cause naturali, assolutamente non viene poi impiantato, assolutamente, ma neanche una minima parte. Poi anche lo stesso, ci sono molto di più si può fare sui mezzi. Tempo fa vi ho ricordato il discorso delle Panda vecchissime che abbiamo, euro zero, non lo so come sia, sotto zero. Comunque, allora dico un appello, voglio fare un appello proprio sincero. Io sono d'accordo, sono molto d'accordo, ci sono le catastrofi naturali, ci sono un innalzamento climatico che veramente preoccupa. Io mi preoccupo per il futuro, non so voi, io sono un po' molto preoccupato. Quindi fatela la cosa, io do l'appoggio, fatela seriamente con un programma, con obiettivi precisi, che non siano solo di facciata, diciamo, perché poi se vediamo che continuano a costruire, a fare, non dico a Villorba, ripeto, ma in generale. lei sta riferendo a questa amministrazione, fate, non fate solo facciata, sì, fate le cose serie. no. Io non accetto queste insinuazioni da No, lei. ma no. O parla per conto terzi. Noi siamo un'amministrazione comune di Io non sto Villorba, accusando. Io non sto accusando. Io non sto accusando nessuno. Stiamo approvando un PAESC dove ci stiamo impegnando tutti, e benissimo. mi sembra che l'architetto Zanello ha fatto vedere cosa è stato fatto, cosa è stato fatto, e lei mi viene fuori con le piantumazioni ma non a Villorba. Quindi parliamo di Villorba. Io parlo in generale, se no parlo di Villorba mi voglio documentare in modo preciso. Non dico cose. No, io parlo in generale che sugli esiti, permetta, mi faccia finire così concludo. E non ho nessuna intenzione di accusarla specificamente eccetera. Io ho solo invitato e ho preso spunto dalla difesa della dichiarazione che era stata un po' così derisa
presenza del collega Bettiol, a fare le cose fatte bene, anche invitando i colleghi, visto Ma che avete si modo di crea dire una che non rete. facciamo le cose fatte bene? Avete Certo, modo di dirlo? certo. Allora lo dica. Cos'è No, che non abbiamo fatto no, bene? io non ho detto questo, Allora? io ho invitato a farle con criterio, con consapevolezza, anche facendo autocritica dei limiti non solo nostri, anche della rete che si crea, in questo caso, della rete che si crea, che i limiti che ci sono stati. Adesso speriamo che per il futuro non ci siano più, certo, però è questo che voglio dire, sollecitare, perché secondo me mi pare di rappresentare una bella fascia, ci sono anche i negazionisti, ci sono i relativisti, tutto quello che vuole, però di rappresentare una bella fascia di cittadini preoccupati. Ecco, grazie. Grazie consigliere. Vuoi la parola te? Sì. Prego, assessore Dussi. Io la ringrazio per una specifica, ma spero sia, e allora secondo me ha sbagliato posto, a dire che non parlava di Villorba, quindi dovrebbe candidarsi tipo in regione che adesso c'è posto, o stanno preparando, così va lì e spiega meglio a loro o addirittura al governo, che così dopo ci arrivano le modalità operative più corrette per fare quello che dovremmo fare, perché non ho capito se sbagliamo o non sbagliamo, cioè facciamo giusto o facciamo sbagliato, perché non mi è chiarissimo. Condivido col sindaco che non ho capito se noi sbagliamo oppure abbiamo delle regole sbagliate, perché comunque nel piantumazione del verde ne abbiamo a Iosa che abbiamo progetti in divenire perché sono stati approvati e quindi verrà realizzato il bosco urbano. Abbiamo premiato qui con un privato delle piantumazioni in zona industriale di alberi che, fatalità, errore nostro perché siamo noi l'amministrazione, chi ha fatto lo sfalcio li ha rasi al suolo e glieli abbiamo fatti reimpiantare. A un privato che qui vicino ha fatto un'opera di riqualificazione di un capannone, gli abbiamo ordinato di piantare quanti? 450 alberi? Più o meno. Quindi se parliamo di verde, cioè veramente faccio fatica a capire quello che ha detto. O io non capisco, che può darsi, ho i miei limiti, quindi non capisco, o lei è nella sede sbagliata a esternare quello che ha esternato. Però su questo ragionamento verde, comunità energetica, tutto quello che abbiamo discusso fino adesso, veramente non posso recepire questa sua esternazione. Grazie Assessore, grazie consiglieri. Se non ci sono altri interventi, io porrei in votazione il punto numero 7 di questa sera. Vuole fare un intervento o è pronto per votare? È pronto per votare? No, ho visto che ha allungato la mano. Ok. Ok, allora, con la coda dell'occhio avevo visto. Covenant of Measure Europe, impegno per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Adesione del comune di Villorba al nuovo patto dei sindaci. Pongo in votazione il punto. Sì, ho fatto fatica. Dobbiamo aggiungere e fare bene i lavori? Dobbiamo fare un emendamento. Intanto io vi invito a votare. Bene i lavori? C'è... Grazie. 17 presenti, 17 votanti, 17 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, l'Assemblea approva. C'è da votare anche l'immediata eseguibilità. Aspettate un attimo. Il punto numero 7. Prego. (17 favorevoli, 17 votanti, nessun contrario, nessun astenuto, l'Assemblea approva.
invito tutti i consiglieri di prendere visione dei 3 opuscoli che avete nella cartellina. Sono gli eventi che l'amministrazione organizza. Si parla di sport, si parla di attività produttive, si parla anche di sanità, che è lunedì prossimo alle 20:30 presso la Barchessa Villa Giovanina. Ne parliamo con il dottor Benazzi e con la consigliera regionale Sonia Brescaccini. Benissimo, grazie Sindaco. Sono le ore 21:45 e dichiaro chiuso il Consiglio. Grazie a tutti, buonasera e buon rientro. E auguri a Marina che è il compleanno. Marina, che compleanno. Auguri Marina. Che sei andato? Tramezzini? Buoni. Maggioranza, fermatevi, grazie. Arrivederci. Perché non si spegne? Perché bisogna fare il tasto diverso. Vado avanti, Presidente. Oh, segretario Cescon, complimenti perché. No, per la conduzione. Lei ne vede in giro? Sì. No, perché anche davanti a tutta questa strumentazione qua. Beh, ma io sono soltanto impedito. Voi parlate insufficiente. No. Bene, grazie. Ci vediamo, dai. Ci vediamo, dai. Va bene?